Buongiorno, buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Come sempre la rassegna stampa, i collegamenti con la polizia locale di Trieste, le previsioni del tempo e poi gli ospiti. Avremo con noi a partire dalle 8 e fino alle 9 Riccardo La Terza di Adesso Trieste, poi dalle 9 alle 10:15 l'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scocimarro, quindi preparate le eventuali domande al telefono o via mail. Iniziamo allora con la prima pagina del quotidiano Il Piccolo. Porto sblocco a Servola, questa l'apertura. Da Roma, con un anno di ritardo, il via libera al finanziamento da 200 milioni per la nuova stazione ferroviaria e lo svincolo autostradale. Immediata delibera dell'Authority sul bando di gara europea che assegnerà a progettazione e realizzo lo scalo triestino a una svolta. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale per lo sblocco dei fondi per il progetto di Servola, il via libera del MEF di ieri sera, ma l'autorità portuale aveva già deciso di rompere gli indugi approvando in mattinata l'iter che avvia la gara per la realizzazione della nuova stazione merci, dello svincolo autostradale e della messa in sicurezza dei terreni inquinanti. Il valore complessivo dell'appalto ammonta a 199,6 milioni. Il bando sarà pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Subito sotto la testata il terremoto, Apocalisse Venezuela, quasi 1000 le vittime con più di 50.000 dispersi. Medio Oriente, Libano e Israele firmano l'intesa quadro per la pace, la condanna di Hezbollah. Cinema Gorizia, il premio Amidei, omaggia l'impegno civile dell'opera di Giordana. Paghe in stallo da 6 anni, l'inflazione fa aumentare il multilavoro, le aziende di Veneto e Friuli Venezia Giulia corrispondono salari che non compensano l'inflazione arrivata al 18%, lo dice l'Istituto di ricerca di ACLI partendo dai dati raccolti dai CAF delle regioni. In più aumenta la quota di multilavoro, chi lavora per più datori però guadagna un terzo in meno di chi ne ha uno solo, ma la risposta a un mercato senza alternative. Incarichi conferiti, Resinovic, periti a caccia di impronte sui sacchi neri, donna nei guai, gestiva un giro di prostitute cinesi, finisce in manette, lotteria, gratta e vinci da 1 milione di euro a Opicina. Poi, come abbiamo detto già ieri sera nel corso del telegiornale di Tele4, ufficiale l'iscrizione della Pallacanestro Trieste in A1, il ministro Abodi, tradizione sportiva salva. La roccia carsica imbrattata con lo spray, vandali nell'area delle pozze del Rosandra, il CAI uno scempio, immagini che chi frequenta la montagna o semplicemente ama la natura non vorrebbe mai vedere, le rocce carsiche che costeggiano il Rosandra nel cuore della riserva naturale, imbrattate e deturpate con la vernice. L'unico sentimento possibile è lo sdegno, dice il presidente della società alpina delle Giulie, CAI di Trieste, Massimiliano Reiter. Stazione di Servola, fondi sbloccati, si parte con il bando. Trieste, ok ministeriale, dopo un anno di incertezza, i 200 milioni di finanziamenti a gara d'appalto integrato per la progettazione e la realizzazione dello snodo retroportuale ferroviario e dello svincolo autostradale, opere definite fondamentali. Ricordiamo i primi passi, insomma, no? Post Ferriera che iniziarono tra il 2014 e il 2016, quando Arvedi aveva rilevato l'impianto di Servola riducendo le emissioni. Tra i registi politici dell'operazione allora la Presidente Serracchiani, poi il secondo accordo, il via alla riconversione del sito nel giugno del 2020 con la firma dell'accordo di programma per l'allora Ministro Patuanelli, momento storico per la città. Poi Petruco ICOP, la demolizione delle torri con l'esplosivo, la fine dell'area a caldo, 22 marzo 2023, e poi l'assessore Scocimarro, la rimozione del nasone, i rifiuti nocivi, trattati 100.000 metri cubi di sostanze usati poi per livellare terreni. Ora si può partire col progetto della stazione ferroviaria, 199 milioni per la realizzazione, 316 con il partenariato pubblico-privato per il primo lotto del Molo Settimo,
Tempi 2026 gara d'appalto per la stazione Molo Settimo, 2031 scadenza per il collaudo della stazione. Gli effetti: 25.000 treni, raddoppio della capacità ferroviaria del porto, capacità del molo ottavo che arriverà a 450.000 TIU più 250.000 camion sui traghetti Ro-Ro. È stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a firmare ieri sera il decreto ministeriale per lo sblocco dei fondi per Servola a Trieste. Per il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga la firma rappresenta una notizia di grande importanza per il Friuli Venezia Giulia e per l'intero sistema logistico nazionale. Esulta il presidente dell'autorità di sistema portuale Consalvo. Si apre una nuova fase per il porto di Trieste grazie alla collaborazione tra le istituzioni. Cambiamo decisamente argomento, scavi a mani nude nelle macerie in Venezuela, corsa contro il tempo, il bilancio complessivo del terremoto sfiora le 1.000 vittime, almeno 50.000 dispersi, gli ospedali sono al collasso, mancano sia i medici che le ambulanze, i pompieri sono pochi e mal pagati, c'è una cronica carenza di mezzi, una situazione veramente difficile. Fa scudo alla figlia e finisce travolta, il mondo in lacrime, la piccola di 1 anno è viva, il marito come faccio a spiegarle che hai dato la vita per lei, Hector Bello, Andrea e la piccola Alana nella foto. Libano-Israele, accordo firmato, Netanyahu un colpo all'Iran, Hezbollah condanna l'intesa, respingiamo i negoziati diretti con il nemico, Rubio, il presidente Aoun, è stato fatto un primo importante passo, secondo la TV israeliana IDF non lascerà il territorio libanese in questa fase. Il quinto round di negoziati dopo 5 giorni intensi di colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Trump minaccia Teheran su Hormuz e all'Unione Europea nuovi dazi. Numerosi paesi europei stanno discutendo dell'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre un simile tassa vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% verso tutti i beni esportati verso appunto gli Stati Uniti. Il Papa Leone: siamo esseri umani, non bestie, e basta con i conflitti. La guerra non è mai degna dell'uomo, non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie magari dotate di armi. Così nell'omelia da San Pietro di Papa Leone. Stato d'emergenza intanto in Crimea, 700 droni sulla Russia, secondo il Guardian. Putin sarebbe pronto a una provocazione nell'Europa dell'Est con attacchi ibridi. Tremul: lascio un'unione forte, dobbiamo restare un popolo unico. Alla guida per 35 anni degli italiani in Slovenia e Croazia, il presidente uscente fa il punto su risultati e dossier incompiuti. Accordo con gli esuli da implementare come il bilinguismo, lo vediamo in molte foto con una serie di protagonisti della scena politica, ma anche qui con Ottavio Missoni, originario, come voi sapete, esule da Zara. Slovenia: guerra dei vessilli, via degli edifici pubblici, proposta di legge del centrodestra. Nel mirino ci sono le bandiere palestinesi e LGBT. Il governo Jans aveva eliminato quella pro Gaza, subito esposta da Pirc Musar. E guerra delle bandiere in Slovenia è un ruolo fondamentale, lo sta giocando la stampella esterna su cui si regge l'intera nuova maggioranza slovena, un partito populista e antisistema che ora vuol dire la sua, ma la prima proposta della formazione sta provocando grande clamore. In Slovenia sta facendo molto discutere l'iniziativa di Resnica, partito guidato dall'attuale Presidente del Parlamento Stefanovic, iniziativa che mira a modificare la legge su stemmi, bandiere e inno, vietando espressamente l'esposizione sui palazzi pubblici in Slovenia di bandiere non slovene. Pochi deputati in aula per la legge elettorale, scintille sulle preferenze. Nessun leghista presente,
la spinta di Meloni e l'ipotesi del voto a primavera, duri scontri tra i due schieramenti, Maggi espulso per aver esibito un cartello, Cooperlo del PD, testo incostituzionale, Rossi, Fratelli d'Italia, non accettiamo lezioni. Vannacci intanto rilancia ulteriormente sul suo peso politico del suo movimento Futuro Nazionale e parla di un sondaggio AMG che gli darebbe al 6,6%. Paghe mangiate dall'inflazione, cresce il multijob. L'indagine delle ACLI sui salari dipendenti a nord-est, il presidente Manfredoni e il quadro è preoccupante, il potere d'acquisto è stato eroso e si modificano le spese. L'emergere della multioccupazione, cioè di chi fa più lavori. Veneto e Friuli Venezia Giulia confermano la propria posizione centrale nell'economia nordestina, ma le aziende di questi territori, scrive Eva Franceschini, corrispondono a salari che non compensano l'inflazione arrivata al 18%. In altre parole, laddove si registri un aumento delle retribuzioni, nella maggior parte dei casi non è sufficiente restituire il potere d'acquisto alle persone, complice una crescita dell'inflazione che diventa ogni giorno più preoccupante. E questo in sintesi il messaggio della ricerca sul lavoro in Veneto e Friuli Venezia Giulia condotta dall'Istituto di ricerca ACLI, partendo dai dati raccolti dai CAF delle regioni. In più aumenta la quota di multilavoro, che non è un segnale di dinamismo. Chi lavora per più datori guadagna un terzo in meno di chi ne ha uno solo, è la risposta individuale a un mercato che non offre alternative. I redditi, l'indagine prende in esame il periodo 2020-25 analizzando i redditi da lavoro dipendente assimilato di 44.000 lavoratori veneti. Emerge che una crescita nominale del 19% non è distribuita in modo uniforme. Moretti in carcere dopo la condanna rispetto allo Stato, l'ex amministratore di Ferrovie si è costituito a Orvieto, dovrà scontare 5 anni per la strage di Viareggio. Furono 32 i morti e oltre 100 i feriti nel disastro ferroviario. Resta convinto di essere in carcere da innocente, di aver svolto con correttezza il proprio lavoro, ma ha accettato con apparente serenità la sentenza di condanna. L'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti è in cella, non posso fare altrimenti, ha chiesto la decisione dei giudici rispetto lo Stato. Accordo politico tra Fratelli d'Italia e Lega, clausola sul disegno di legge province. I meloniani al voto soltanto dopo il trasferimento effettivo delle funzioni. Il centrodestra rafforza il disegno di legge 86 in aula lunedì e martedì con una serie di emendamenti di Fratelli d'Italia e Lega condivisi in maggioranza. Dopo le tensioni delle scorse settimane, culminate nelle critiche dell'europarlamentare Ciriani sul rischio di ricostituire province vuote, Pierpaolo Roberti, assessore alle autonomie locali, ufficializza l'accordo politico che amplia il percorso di trasferimento delle competenze e fissa un percorso più strutturato prima del ritorno alle urne, scrive Marco Ballico. Il DDL, approvato dalla Giunta e poi con i voti di partiti di governo delle commissioni consigliari, prevede il conferimento ai nuovi enti di area vasta delle funzioni oggi svolti dagli enti di decentramento regionale, gli EDR, e cioè edilizia scolastica, gestione delle strade e della viabilità, oltre a alcune competenze di natura autorizzativa e contributiva già esercitate dalle ex province. Ora però il testo viene irrobustito da Fratelli d'Italia, che introduce una clausola che lega le elezioni provinciali al completamento di una parte sostanziale della riforma. Prima del voto, cioè, dovranno essere approvate almeno 6 leggi regionali di settore che trasferiscano concretamente funzioni alle province insieme a definizione dell'assetto organizzativo, del personale e delle risorse finanziarie necessarie. Un valore aggiunto, lista Fedriga pronta a ripresentarsi al voto. La Civica si considera slegata da Lega e terzo mandato. La crisi della Lega aumenta il battito nel centrodestra, ma dentro la lista Fedriga Presidente il ragionamento non cambia. Il progetto nato nel 2023 non viene considerato legato né a quanto accade in casa Salvini né alla possibilità, al primo punto in agenda ma sempre improbabile, di un terzo mandato per Fedriga. Quindi la lista scenderà in campo anche alle prossime elezioni regionali. A ribadirlo sono gli stessi esponenti del gruppo consigliare, a partire dal capogruppo Mauro Di Bert.
Friuli Venezia Giulia, preda dell'anticiclone, il mare è già bollente, in golfo temperature di 4 gradi superiori alla media del periodo. Allora andiamo a vedere nel contributo registrato ieri cosa ci dice l'osservatorio meteo regionale dell'ARPA con il previsore Bonaldo, sentito ieri da Gianluca Paladini. Nei prossimi giorni, come nel fine settimana, la situazione peggiorerà ancora, nel senso che le temperature, sì, il tempo sarà stabile, quindi il cielo prevalenza sereno, però il caldo aumenterà. E raggiungeremo tra domenica e lunedì il picco di questa ondata di caldo, con temperature che in pianura raggiungeranno i 38-39 gradi, quindi vicino ai massimi record storici, insomma, anche assoluti delle nostre serie storiche. Sulla costa andrà un po' meglio perché comunque soffierà un po' di brezza, ma comunque non si scherzerà, saremo sempre sui 35 gradi, 34-35 gradi lungo la costa. Lungo la costa sarà peggio di notte, dove il disagio da caldo si sentirà di più, sarà afoso di notte. Già stanotte a Trieste la temperatura non è scesa sotto i 27 gradi e per tutti i prossimi giorni non è previsto che insomma le temperature scenderanno mai sotto questa soglia qui. È già prevedibile un cambiamento di questa situazione a livello per esempio di precipitazioni? Fino a martedì l'ondata di caldo è destinata a continuare anche su livelli molto forti, quindi anche martedì avremo temperature eccezionali. Mercoledì c'è ancora un po' di incertezza su come questa ondata di caldo finirà, più modelli ci danno indicazioni che si andrà verso un calo delle temperature. Alcuni vedono tra mercoledì e giovedì magari in modo più brusco, con una passata di temporali che potrebbe portare a un calo un po' più brusco delle temperature, alcuni in modo più graduale. Non è ancora ben definita la situazione. Comunque si vede che la seconda parte della prossima settimana non sarà di sicuro fresca, sempre temperature che resteranno sopra la norma, quindi il caldo non è che ci abbandonerà. Allora, proseguiamo sentendo dalla sala operativa della Polizia Locale di Trieste l'agente scelto Fabrizio Morello per le indicazioni di giornata del weekend della Polizia Locale. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a studio e tutti i telespettatori. La notte passata è stata una notte abbastanza tranquilla, solo qualche intervento di routine e nulla di particolare da segnalare. Per quanto riguarda oggi, mi ricordo sempre la chiusura della via commerciale tra Pauliana e Sant'Anastasio, con diversi problemi di viabilità, ma le nostre pattuglie sono presenti sul posto nei momenti di più alto afflusso del traffico la mattina e nel pomeriggio. Continuano i lavori in zona Dolla, Sveva, Altiforni per la nuova rotatoria a causa della chiusura di via Dalviano, anche lì presenti per gestire la viabilità se necessario. Vi ricordo che la via Moreri al numero 114 è chiusa per permettere uno scavo per dei lavori sulla rete idrica fino a cessata necessità. Continua la chiusura della galleria del Carso in direzione Trieste con uscita obbligatoria a Padricciano. Per quanto riguarda manifestazioni, continua il Triskel, il Festival della Musica e Cultura Celtica che si svolge nel Parco della Villa Revoltella. Ci sono diversi divieti in zona divieti di sosta fermata in zona, quindi prestare attenzione. Inoltre dalle ore 20 in poi la via Marchesetti dalla via San Pasquale alla via dei Mille sarà a senso unico. Al momento non ci sono altri eventi o manifestazioni che possono inficiare sul traffico e quindi le restituirei la linea. Grazie allora a Fabrizio Morello. Proseguiamo parlando anche della situazione del pronto soccorso, perché abbiamo visto l'emergenza caldo che si riverbera poi sui pronto soccorso del territorio, in particolare a Trieste, e su quelli degli ospedali Catinare Maggiore. Negli ultimi 5 giorni oggettivamente abbiamo superato i 230 accessi al giorno tra Catinare e Maggiore e quindi qualche difficoltà gestionale è inevitabile che ci sia all'interno. In pratica succede ogni estate da qualche anno a questa parte, ma quanto descritto dal direttore del pronto soccorso Franco Cominotto inquadra al meglio la situazione che da domenica scorsa si registra sia a Catinara che al Maggiore. Dal caldo più d'uno, per le ragioni più varie, si difende recandosi in ospedale, dove, va detto, le singole problematiche vanno affrontate
affrontate con lo stesso numero di personale, non scattando un piano caldo. Ci sono i codici che servono per far entrare un po' prima chi sta peggio rispetto a chi può aspettare e sono degli indicatori macro che ci permettono di governare i flussi, non senza difficoltà, ma insomma questo è il nostro lavoro. Quando superiamo determinati numeri il sistema va in difficoltà. Per dirlo poi più chiaramente, un colpo di calore non è automaticamente classificabile secondo uno dei codici di accesso in atto. Dipende sempre dalla persona, quindi non possiamo estendere a qualsiasi età, può essere rosso, a qualsiasi età può essere bianco, quindi non generalizziamo. La situazione, spiega Cominotto, non è di fatto molto dissimile da quanto si registra durante il picco influenzale, soprattutto per quel che concerne le persone più fragili. Quello che noi vediamo d'inverno, cioè l'aumento della percentuale di persone anziane che hanno dei bisogni di assistenza respiratoria, d'estate si traduce sempre in un aumento di bisogno delle persone fragili, anziane, che non hanno un bisogno di ossigenoterapia per polmoniti, ma hanno un bisogno di osservazione, idratazione, controllo di tutte quelle patologie metaboliche che in corso di temperature molto alte mettono in crisi l'organismo. Resta di base un ulteriore problema. Se infatti è vero che contro l'influenza sarebbe buona norma vaccinarsi, per quanto concerne il caldo si deve ricorrere soprattutto al buon senso con qualche accortezza in più. Non ci sono ore più facili da gestire, vedete che le temperature come sono, quindi i consigli sono i soliti e sorvegliate le persone fragili perché se vivono sole possono avere dei malori imprevisti in qualsiasi momento della giornata ed è quello che vediamo stamattina un paziente dietro l'altro, questo sì. Allora, proseguiamo con un altro tema legato al caldo, perché ieri in sala giunta del Comune sono stati presentati gli interventi per climatizzare gli asili. 5 a Trieste hanno già la climatizzazione, altri 10 stanno per essere completati. Si tratta di un processo progressivo che dovrà riguardare in futuro anche le altre scuole, in primis quelle che tengono aperto più a lungo per gli esami. Sentiamo. In questi giorni di caldo da record non c'è nulla di più attuale che la necessità di climatizzare gli spazi pubblici, specie quelli riservati ai bambini. È in questo senso che continua a muoversi l'amministrazione comunale di Trieste, dopo aver già provveduto a installare l'aria condizionata in 5 fra nidi e scuole di infanzia a sede dei centri estivi, la Filastrocca, Scarabocchio, Zucchero Filato, Aporti e Camillo Cromo. Ora si prosegue in altri 10 plessi: Don Cialvien, San Giusto, Mongolfiera, Primivoli, Pollitzer, Cobolli, Acquarello, Delfino Blu e l'Isola dei Tesori. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 624.000 euro che ha permesso quindi un investimento sulle altre 10 strutture di asili nido, ricreatorio o comunque sedi di centri estivi. Gli interventi sono partiti a dicembre con grande velocità di esecuzione, per questo ringrazio anche i colleghi De Bertoli e De Blasio, e sostanzialmente su 3/4 di questi interventi sono già finiti, li stiamo ultimando. Gli ultimi 2 finiranno un po' più tardi perché comunque con vincoli più pressanti per quanto riguarda anche pratiche relative alla sovrintendenza. Comunque questo è un risultato di squadra e volto soprattutto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Al momento su 10 interventi 5 risultano già conclusi, 3 si concluderanno entro l'estate, 1 a settembre e 1 a dicembre. Le nuove installazioni sono state possibili grazie all'emendamento di Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Abbiamo messo quasi 1.200.000 euro per i comuni capoluogo delle ex province, questo perché comuni capoluogo sono aree più urbanizzate, sono aree con edifici più vetusti, è più difficile intervenire e sono ad alta concentrazione non solo di bambini ma anche di lavoratori. Il Comune di Trieste è stato bravissimo a prendere più di metà del finanziamento e quindi siamo contenti, è un'azione naturalmente che farà stare meglio i bambini ma anche i lavoratori che hanno diritto a lavorare in un ambiente vivibile. L'impegno del Comune di Trieste è per un piano di lungo periodo per proseguire con le installazioni, dedicato in primis a quegli istituti che rimangono aperti più a lungo per gli esami di fine anno in condizioni climatiche molto spesso insopportabili a causa degli effetti del cambiamento climatico. Allora io mi fermerei un istante per la pubblicità, ci rivediamo tra poco con le altre notizie e servizi. Bentrovati ancora su Tele4, proseguiamo allora con la nostra rassegna stampa. Delfin, 4 anni dopo Del Vecchio, la pace tra gli eredi è ancora lontana.
Il board della holding non approva la garanzia richiesta dalle banche per finanziare l'acquisto delle quote di Luca e Paola da parte di Leonardo Junior. La partita si sposta in assemblea, chiesta la nomina di 3 osservatori nel consiglio di amministrazione. Nord-Est per crescere e aprire nuovi mercati. Guglielmo Picchi, presidente di SACE, parla del momento difficile dell'industria. Il principale fattore di rischio oggi è la concentrazione su alcune filiere, posizione geografica e logistica sono punti di forza del Friuli Venezia Giulia. E poi la cronaca triestina, ce ne siamo occupati ieri sera anche noi, Benussi verso il processo, ma il legale smentisce, nota della Procura Europea della Finanza sugli accertamenti per il maxi importato dall'Australia, ricorderete Whiting 3 volte vincitore della Barcolana, indagini chiuse, chiesto il giudizio, la precisazione però dell'avvocato del Benussi, nessuna notifica, il velista è stato solo utilizzatore della barca. Ma allora andiamo a vedere il servizio di ieri sera per capirne di più. Furio Benussi è ancora nell'occhio del ciclone nell'inchiesta sull'importazione fraudolenta dall'Australia del maxi yacht Whiting, plurivincitore di regate internazionali, tra cui la Barcolana. Secondo l'accusa, l'imbarcazione sarebbe stata introdotta in Italia nel 2019 senza essere dichiarata in dogana, eludendo il pagamento dell'IVA. Un'indagine questa a cui ha collaborato attivamente la Guardia di Finanza di Trieste. Coinvolto anche l'amministratore della società australiana proprietaria dello yacht, il multimilionario David Price, che ha ammesso la propria responsabilità e ha raggiunto un accordo di patteggiamento. L'imbarcazione era stata sequestrata nel febbraio 2025 e dissequestrata nel dicembre dello stesso anno dopo il versamento dell'IVA dovuta, pari a 433.000 euro. Stando all'organo ufficiale della Procura Europea indipendente, Benussi sarebbe indicted, tradotto rinviato a giudizio, posizione questa respinta al mittente dall'avvocato Piero Fornasaro che lo difende e che sostiene come la vicenda verrà completamente chiarita. In caso di condanna, sempre secondo l'organo inquirente, Benussi rischia fino a 3 anni di reclusione e una multa fino al 200% dell'imposta evasa. La barca fu trovata dal Benussi in un cantiere navale a Palma di Mallorca, in Spagna, non in Australia da dove proveniva, e ristrutturata per farla regatare dallo skipper triestino grazie a ingenti investimenti. Allo stesso Benussi l'imbarcazione fu affidata dal tribunale con facoltà d'uso nonostante lo stato di sequestro. Tutto l'eventuale procedimento si giocherà, qualora venga celebrato, sul valore effettivo che verrà assegnato allo scafo all'atto del suo ritrovamento in Spagna, quando una perizia RINA lo aveva classificato come relitto. Il contraddittorio fra perizie della difesa e dell'accusa risulterà decisivo, poiché si potrà procedere con l'ipotesi di reato solo qualora l'imbarcazione fosse stimata in un valore superiore al 1 milione di euro. Se non raggiungesse tale cifra, il tutto verrebbe declassificato a infrazione amministrativa. Proseguiamo tornando a parlare del caso Resinovic, al via la perizia sui sacchi neri trovati sul corpo. Il GIP ha conferito ieri l'incarico a Gennari e Sticchi, risultati entro l'8 ottobre, impronte palmari, digitali e di guanti. Sono queste le tracce che i periti Roberto Gennari e Maurizio Sticchi dovranno cercare sui sacchi neri trovati infilati sul corpo di Liliana. Ai 2 professionisti ieri la GIP Flavia Mangiante ha conferito l'incarico per svolgere gli accertamenti di natura dattiloscopica. Risultati che dovranno essere depositati entro l'8 ottobre, verranno discussi nel corso dell'udienza fissata per il 30 ottobre, assieme alle risultanze delle analisi genetiche e merceologiche affidate ai periti Fattorini, Turchi e Sacchi. Ora, ieri è stato anche lanciato un appello da parte dei legali, dei familiari della stessa Liliana Resinovic, che chiedono il giudizio quanto prima. Non abbiamo partecipato all'udienza odierna perché riteniamo che si possa proseguire anche senza le persone offese, che non sono parti necessarie. I tempi ormai irragionevoli di questo procedimento mostrano una scarsa attenzione per Liliana, unica vittima in questa tragica vicenda. Dopo anni di collaborazione con le autorità riteniamo superfluo il nostro contributo. È la nota congiunta degli avvocati Nicodemo Gentile, Federico Bizzi e Antonio Cozza che assistono rispettivamente Sergio Resinovic
Resinovic, fratello di Liliana, Veronica Resinovic, la nipote, e Silvia Radin, cugina della 63enne di Via Verrocchio. Il comunicato arriva a seguito dell'appuntamento di oggi davanti al GIP Flavia Mangiante per il conferimento dell'incarico a un dattiloscopista al fine di verificare le impronte sui sacchi neri nei quali fu trovato il corpo di Liliana all'interno del boschetto di San Giovanni il 5 gennaio 2022. La nota dei legali così prosegue: negli anni abbiamo depositato memorie tecniche in misura ampia, il fascicolo contiene già gli elementi necessari per decidere in qualunque direzione, non serve altro tempo, non servono accertamenti sui sacchi già maneggiati da un esercito di persone, sui 100 coltelli, serve una scelta netta e tempestiva. Questo percorso lumaca, concludono i legali, rischia di soffocare la verità. Da oggi Sergio Resinovic e gli altri familiari onoreranno Liliana in altro modo. Proseguiamo ancora con la cronaca giudiziaria. Privitera lascia il Coroneo, verrà trasferito al Maggiore, ritenuto inadatto a regime carcerario, sarà ricoverato e piantonato in ospedale. Si tratta appunto dell'uomo responsabile dell'attentato, dell'incendio alla cabina della Startec, ma anche della tentata aggressione alla poliziotta con il tentativo di sfilargli la pistola. Andiamo a sentire i dettagli. A Gatino Privitera, l'uomo arrestato inizio maggio per l'aggressione a una poliziotta in questura, alla quale avrebbe cercato di sfilare la pistola dalla fondina, e indagato per l'incendio appiccato alla cabina del gas fuori dallo stabilimento della Startec alcuni giorni prima, uscirà dal carcere per essere ricoverato nel Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Maggiore di Trieste, dove sarà piantonato. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari Marco Casavecchia. Disposta dunque la sostituzione della misura cautelare. Privitera, assistito dal legale Stefano Zuliani, dovrà trascorrere un periodo di cura sotto stretta osservazione al Maggiore fino a che non verrà individuata una diversa struttura. L'uscita dal carcere è stata decisa dopo la perizia psichiatrica a firma Marco Novello, che rileva in Privitera un vizio parziale di mente per una forma di disturbo paranoideo delirante con stati di depressione e ansia che renderebbe la sua condizione incompatibile con il carcere. Già in passato e per lungo tempo a Gatino Privitera era seguito dal centro di salute mentale di Via Gambini. Proseguiamo ancora con la cronaca giudiziaria. Giro di prostitute cinesi in carcere, chi le sfruttava? Una 46enne accusata di aver organizzato l'attività a Trieste e Monfalcone. Dalla sua residenza di Udine rispondeva al telefono dopo aver pubblicato gli annunci a luci rosse. Ascoltava le richieste, organizzava gli incontri sessuali, indirizzando i clienti a Trieste in un appartamento di via Revoltella 34 e in un altro di via Donatello, oppure a Monfalcone, in un centro massaggi di via Kosulic, dove, sfruttando delle giovani prostitute cinesi, garantiva appunto ai clienti le prestazioni sessuali. Da 3 giorni la 46enne cinese Xiaohua Shi è detenuta in carcere, accusata di aver agevolato e sfruttato l'esercizio della prostituzione. Poi la Guardia di Finanza, che ieri ha celebrato il 252esimo anniversario, abbiamo sentito il comandante Nieddu su quella che è l'operatività delle Fiamme Gialle in Friuli Venezia Giulia e quelli che sono i rischi a livello di infiltrazioni criminali. Lo ha fatto per noi Gianluca Paladin nel servizio appunto dedicato alla Guardia di Finanza regionale che abbiamo mandato in onda ieri nel nostro TG. Andiamo a vedere il servizio di Gianluca Paladin. Non abbiamo rilevato fenomeni di radicamento nel tempo, sicuramente abbiamo rilevato in via del tutto preventiva fenomeni di tentativi di infiltrazione. Questo in ragione del fatto che i territori seppur sani e quindi come questo di indole avversa alle attività illecite sono comunque magari appetibili per gli interessi economici che possono stimolare. Un territorio appetibile, ma finora le organizzazioni criminali non sono mai riuscite a inserirsi nel tessuto economico della regione, sebbene i tentativi ci siano stati. Questo anche grazie all'azione preventiva della Guardia di Finanza. È quanto emerso a margine del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo Militare.
Nel 2025 e nei primi 5 mesi di quest'anno le Fiamme Gialle del Friuli Venezia Giulia hanno eseguito 28.000 interventi e svolto 1.630 indagini a contrasto dei reati economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Fra le varie operazioni di particolare rilievo l'individuazione e il sequestro di 249 tonnellate di sigarette in 2 fabbriche clandestine, indagine che ha portato all'arresto di 10 persone e alla denuncia di 71. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, le investigazioni hanno permesso di individuare e denunciare in regione 91 persone e arrestarne 7, con sequestro di beni per oltre 4 milioni e mezzo di euro. Focus anche sul contrasto alla droga. Nell'ultimo anno e mezzo le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 260 kg di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, marijuana e cocaina. Sul fronte dei reati tributari, l'attività ha portato alla denuncia di 309 persone su tutto il territorio regionale, rilevando un profitto dell'evasione e delle frodi di circa 13 milioni e mezzo di euro. Friuli Venezia Giulia racconta un territorio dal punto di vista fiscale conforme alle norme, poi sussistono alcune punte di evasione legate a stabili organizzazioni occulte dall'estero o a fenomeni di evasione totale. Facendo un bilancio generale, il Friuli Venezia Giulia si dimostra un territorio sostanzialmente sano. I risultati che noi abbiamo ottenuto sono frutto di un innalzamento esponenziale che si produce da anni delle attività ispettive e di controllo e un affinamento delle stesse. Allora, piano condizionatori nelle scuole di infanzia contro il caldo in classe, ne abbiamo parlato prima, dalla Regione 624.000 euro per 10 strutture comunali in cui in parte sono già stati realizzati gli interventi, in parte finiranno entro la fine dell'anno. Dalle fondazioni Casali oltre 1 milione di euro per il 2025 per il pagamento di bollette, affitti e acquisti straordinari, tra cui un'ambulanza per la Croce Rossa Italiana, bandi, ristrutturazioni delle case ABC Burlo, ma anche sostegno ospedali, università, studenti, teatri e progetti di ricerca. Poi la conferenza stampa che abbiamo seguito ieri della Polizia Locale, dell'assessore alla sicurezza De Gavardo, Polizia Locale e cittadini tra legalità e sicurezza, il servizio dedicato a quelli che sono gli incontri sempre più fitti su sicurezza stradale, autodifesa e bullismo da parte della polizia locale rivolti agli studenti delle scuole triestine. Ben 4.500 studenti sono stati raggiunti da questi corsi nell'ultimo anno. Educazione alla sicurezza stradale, contrasto al bullismo e autodifesa sono i 3 principali temi trattati dalla polizia locale negli incontri con le scuole triestine. Ben 900 le ore dedicate nell'ultimo anno a questa attività, incontrando 4.500 studenti nelle varie attività in classe, sul territorio e nel corso dei grandi eventi come la Barcolana, la Spring Run, piuttosto che la Settimana Europea della Mobilità. Attività presentate questa mattina dall'assessore comunale della sicurezza Caterina De Gavardo, insieme all'assessore all'educazione e alla famiglia Maurizio De Brasio, del commissario della polizia locale Manuela Cunsolo e dell'ispettore capo Maurizio Tauciar. Un impegno capillare è quello della locale che si avvale di 16 operatori formatori in tecniche di autodifesa, 5 specializzati sui temi del bullismo e circa una trentina di agenti impegnati nella divulgazione dell'educazione stradale. Quest'anno abbiamo incontrato oltre 4.500 ragazzi, ma per noi questo è importantissimo perché credo sia fondamentale, i ragazzi abbiano bisogno in questo momento di esempi positivi, quindi è importante entrare nelle scuole, è importante spiegare cosa fa la polizia locale, il suo servizio a beneficio della cittadinanza, e poi è importante anche lanciare messaggi, creare empatia e lanciare messaggi e spiegare ai ragazzi che oltre lo schermo, oltre il loro guscio c'è un mondo che va sicuramente in questo momento affrontato con coraggio ma con ottimismo, però bisogna rispettare se stessi, rispettare gli altri, rispettare la cosa pubblica e rispettare le regole. Allora, gratta e vinci ultra ricco Opicina, gioca 20 euro, porta a casa 1 milione, vincita di qualche settimana fa, è già stata ritirata, il titolare della rivendita, felici ma non sapevamo nulla, la dea bendata ha toccato anche Villa Santina in Friuli, oltre che al bar rivendita di Cristina Coretti a Opicina.
Varosandra, rocce imbrattate con lo spray nella riserva naturale, raid vandalico nell'area delle Pozze, il CAI, uno sfregio ambientale e culturale. Tammetta, segnale del degrado che avanza, servono controlli anche in quelle zone. Posa della fibra ottica e Baskers, disagi la viabilità a Muggia, i prossimi giorni riservano qualche complicazione per i residenti di Muggia a causa di una chiusura stradale e di alcuni divieti di sosta. Sono infatti previsti interventi per la fibra ottica, mentre da mercoledì a domenica 5 luglio si terrà il Muia Basker Festival. A essere interessata dalla chiusura temporanea sarà salita delle mura tra il 1° e il 3 luglio, mentre alcuni divieti di sosta coinvolgeranno Piazzale Alto Adriatico, Via Battisti, Via Roma e Piazzale Caliterna. Si prospetta qualche disagio quindi tra domani e martedì 7 luglio. Il Consiglio Comunale discute di cattivi odori e cassonetti in quel di Duino Aurisina. Il persistere dei cattivi odori delle frazioni di San Giovanni di Duino e Villaggio del Pescatore, i cassonetti interrati per la raccolta delle immondizie, lo svuotamento di quelli destinati al verde saranno questi i principali nodi che terranno banco nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Duino, in programma lunedì. Vi ricordo che oggi inaugura il campetto di Piazza Carlo Alberto in stile Jordan, appuntamento alle ore 19. Rientriamo un attimo in studio per parlare proprio di pallacanestro, perché ieri è stata ufficializzata l'iscrizione alla Serie 1 della pallacanestro Trieste. È emerso in maniera, come dire, finalmente chiara il progetto Mattiassic, è spostato il titolo di Brescia a Roma nasce Maxima, l'altra squadra di A1 della capitale. Intanto sull'iscrizione del campionato della pallacanestro Trieste con il nuovo gruppo, la nuova holding a capo, abbiamo sentito ieri il ministro dello sport Andrea Abodi prima della sua visita a Trieste in Consiglio Comunale per il viaggio del ricordo. Lo sentiamo. Ministro Devio, sullo sport si è consumata la rivoluzione della pallacanestro italiana, ci sono le due Roma, Trieste temporaneamente pare salva, anche se quando ti acquisisci una holding che ha un capitale, un fatturato da 200.000 euro, qualche punto di domanda rimane. Rispetto all'ultimo incontro proprio con lei qui a Trieste è un po' meglio. Beh, diciamo che quantomeno sulla carta abbiamo salvato una storia che però ha bisogno di una prospettiva, quindi adesso bisognerà vedere l'affidabilità. È chiaro che se la federazione ha fatto questo passo avrà fatto le sue verifiche e quindi io parto sempre con la fiducia che non è incondizionata, mi fido però comunque della federazione, mi fido del presidente Petrucci che è uomo che conosce bene il movimento, che apprezza la storia di Trieste come qualunque storia che è sottoposta ai rischi anche della possibilità di spostare la franchigia. Ecco, io penso che rispetto alle preoccupazioni di qualche mese fa sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto e non di poco conto. Allora diamo un'occhiata a una serie di servizi a partire dalla cultura e a partire dalla mostra di La Beca, fotografo friulano noto in tutto il mondo, che è stata inaugurata ieri al Magazzino delle Idee di Trieste. Andiamo a fare un po' di riepilogo. Il Magazzino delle Idee presenta Fotoni, la prima personale a cura di Barbara Casavecchia, che rivela al pubblico la ricerca fotografica di La Beca, artista e regista friulano riconosciuto a livello internazionale per il lavoro filmico sviluppato insieme a Louise Lemoine. Prodotta e organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, l'ERPAC, la mostra raccoglie per la prima volta una selezione di 300 fotografie provenienti dall'ampio e inedito archivio personale di La Beca, composto da circa 300.000 immagini realizzate nell'arco di 40 anni di pratica artistica. La prima mostra personale sulle foto tratte dal mio archivio, sono un archivio che non è mai stato presentato, sono più di 300 foto in mostra. Qui nel video dietro ce ne sono altre 1500, insomma sono molte foto ed è stato un grande lavoro molto lungo per cercare di rimetterle insieme, per stamparle, è la prima volta che vengono stampate. È sicuramente un grandissimo piacere per me avere questa mostra, soprattutto in Friuli, di cui è la regione da cui vengo, ed è un
un lavoro che per me è un punto di partenza più che un punto di arrivo. Il titolo Fotoni rimanda alla passione di Ilabeca per la meccanica quantistica e alle particelle di luce al centro delle ricerche di Albert Einstein. Più di un secolo fa il fisico formulò l'ipotesi che l'energia di un raggio luminoso non si distribuisse in modo continuo nello spazio, ma fosse composta da quanti localizzati e in movimento, successivamente denominati fotoni. Una volta riflessi dalla materia, questi vengono percepiti e interpretati dal nostro cervello. Da qui il titolo della mostra, che l'artista sintetizza così: vedere significa tradurre i fotoni in esperienza. Una mostra che conferma il Magazzino delle Idee come uno degli hub culturali più importanti del Friuli Venezia Giulia e soprattutto la più importante sede espositiva per quanto riguarda la fotografia contemporanea. Una mostra che è una produzione del nostro ente e che è sostenuta da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Bene, in questi giorni è stato presentato anche il nuovo collegamento fra l'aeroporto di Trieste, Ronchi dei Legionari, e Milano Linate, ma anche 2 nuovi collegamenti estivi con la Sardegna. Sentiamo. Sono 2 i voli che dal lunedì al venerdì, a partire dal 1° di luglio, garantiranno di nuovo il collegamento fra Trieste Airport e Milano Linate. In un momento in particolare in cui il tema delle ferrovie è soggetto spesso e volentieri a interruzioni, sospensioni dovute ai necessari lavori di efficientamento e miglioramento e implementazione delle linee ferroviarie su tutto il tessuto nazionale, è chiaro che in questo caso la continuità territoriale diventa ancora più strategica. Da Trieste i voli partiranno alle 7:30, arrivo a Milano alle 8:30 e alle 18 arrivo a Milano alle 19. Da Milano faranno ritorno alle 9:35, arrivo a Trieste alle 10:35 e alle 20:10 arrivo a Trieste alle 21:10. È un collegamento fondamentale, strategico per la nostra regione, che finalmente riusciamo a ripristinare a partire dal 1° luglio. È stato possibile ripristinare questo collegamento in così breve tempo, dopo che Alitalia ha interrotto il servizio, soprattutto grazie alla costanza, alla perseveranza dell'assessorato dei trasporti e del presidente Federica. Sì, la continuità territoriale è stata dimostrata in questi anni, non solo nella regione Friuli Venezia Giulia, è fondamentale per le regioni più distanti, insomma, dai centri nevralgici come Milano e Roma, una garanzia per fare in modo che i nostri cittadini, le imprese, insomma tutti quelli che sono le connessioni di natura economica e di lavoro possano garantire di poter andare in giornata, appunto di recarsi in giornata in uno di questi luoghi. A garantire il collegamento al momento fino al 31 gennaio, ma vi sarà anche una gara strutturale per 3 anni, è la compagnia Aero Italia, che già opera da Ronchi a Salerno e che ha in programma altri 2 collegamenti su Trieste. Basando qui un aereo abbiamo deciso anche di aprire qualche rotta nuova. Inizieremo subito da agosto con Alghero e Olbia, Olbia 3 volte alla settimana e Alghero 2 volte alla settimana. Il collegamento sarà operato da un ATR 72 con una disponibilità di 68 posti. Allora, interessante in settimana anche l'inaugurazione definitiva della Bow Beach di Barcola, che era già aperta gli anni scorsi in maniera sperimentale, ma ora è stata strutturata in modo definitivo. Tuffi a 4 zampe a Barcola in libertà e sicurezza. Completata la Bow Beach, l'arenile dedicato ai cani e ai loro padroni, pensato per primo da Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia nel 2019 e poi portato a termine dopo il periodo del Covid. Beh, una grande soddisfazione, l'ho pensata, disegnata artigianalmente, poi sono stati giustamente architetti ed ingegneri a portare avanti. Ho messo i soldi del demanio inizialmente, questo progetto parte nel 2020 in pieno Covid. Oggi lo inauguriamo, credo che sia una risposta di civiltà che Trieste, come tutte le città costiere e turistiche, devono dare ai proprietari di cani. Noi ne abbiamo più di 20.000 a Trieste, ma sono tanti i turisti che arrivano con l'amico a 4 zampe. La spiaggetta attigua all'ex bagno Cedas è stata aperta sperimentalmente l'anno scorso, dopo il rifacimento del muraglione retrostante danneggiato dalle mareggiate. Poi, con un intervento di completamento per complessivi 336.000 euro di spesa, è stata conclusa nelle sue dotazioni, dalla
dalla realizzazione di una rampa gradonata e cancelletto di sicurezza alla sommità, sino alla posa dei ciottoli in ghiaia di fiume. A protezione del manufatto, i 2 moli a scogliera utili a ripararla dai frangiflutti. Ha avuto 2 step, un'apertura provvisoria lo scorso anno per permettere durante i lavori di realizzazione di quest'area che proprio non esisteva, qui avevamo proprio la scogliera e direttamente il mare, di accedere al mare, e ora l'area definitiva. È stata montata ovviamente la recinzione in acciaio, verrà montato alla fine di questa conferenza stampa il cancelletto di chiusura per quanto riguarda l'accesso e l'uscita alla scalinata che poi ti porta alla spiaggetta, in modo tale di avere la sicurezza dei nostri amici quattro zampe che quindi non scappino sul lungomare. Abbiamo un doccino per lavarli a fine bagno e un accesso in una spiaggetta che abbiamo realizzato in sicurezza, con anche una barriera frangiflutti realizzata apposta, invitando quindi che eventuali maree alte possano distruggere tutto. Inevitabile la chiusa finale del sindaco, anch'egli possessore di un cane da caccia. Si fanno le cose, si cercano di fare con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però guardate, è uno spettacolo. Quattro zampe. Bene, allora ancora pagina sportiva, panchine del girone, manca solo l'Unione. Con l'arrivo a Legnago dell'allenatore Luca Rigoni, tutti i club hanno scelto il tecnico per la nuova stagione, colpo della Luparense con l'ex alabardato Minesso. Manca di fatto solamente la Triestina per completare la lista degli allenatori del futuro girone C di Serie D, mentre nel capoluogo giuliano si attende con trepidazione la nomina di Dellicarri e l'avvio del progetto sportivo. Il Legnago, vincitore dei playoff ma con speranze prossime allo 0 di ripescaggio in Serie C, ha definito nei giorni scorsi la scelta sarà Luca Rigoni. Sul mercato si stanno rinforzando, oltre ai veronesi, anche il Mestre, l'Union Clodiense, il Cialins Muzzane prende il quotato Alessio dal Brian. Parenzan batte in finale Taiyong e conquista l'ITTF World di Pechino, altra prestigiosa vittoria per il pongista paralimpico triestino al torneo cinese, seconda posizione nel ranking mondiale. La partita è stata molto difficile, ha detto, perché l'avversario è in forma, ma mi sono adattato alla sua nuova tattica. La giovane Italia vi stupirà ancora, parla Daniele Franceschini che ha guidato l'Under 17 al secondo titolo continentale. Ho lavorato con i ragazzi calcisticamente intelligenti e molto pronti al salto, devono soltanto maturare e raggiungere un alto livello cognitivo per potercela fare. Sono cose da pazz, il Como spende 60 milioni come il Milan per Ramos. Nella giornata di giovedì il Real ha comunicato del Como della clausola per esercitare la recompra. Ieri la società di Como ha rotto gli indugi e ha comprato a titolo definitivo il giocatore per una somma di 60 milioni. Ora torniamo invece ai servizi, in particolare ai servizi sul fronte culturale. Le lezioni di guardiacaccia a Basovizza da parte appunto dei guardiacaccia e dei diciamo così, gestori del centro documentale di Basovizza ai bambini delle scuole per scoprire la natura e rispettarla. Alla scoperta della natura e dell'eccezionale biodiversità del nostro Carso, del nostro territorio. Una cinquantina di bambini del centro estivo della scuola di Trieste delle Dimesse sta partecipando a uno di questi corsi organizzati dalle guardie venatorie della Federcaccia. Uscite sul campo promosse ormai da qualche anno con il supporto dell'Unione Cacciatori Zona Alpi, che si affiancano alle lezioni a scuola, a volte anche con l'apporto dei falconieri. L'obiettivo è soprattutto quello di educare i bambini e i ragazzi, che poi possono trasmettere in famiglia queste conoscenze, al comportamento corretto e rispettoso in mezzo alla natura. E oggi, oltre al riconoscimento della fauna e flora, verranno anche spiegati quali sono i comportamenti da adottare, ad esempio proprio in questo periodo di cuccioli, di piccoli di capriolo, di cervo, tutto quanto è importante non toccarli, anche se uno pensa che siano in stato di abbandono. E purtroppo ogni anno i centri di recupero della fauna selvatica accolgono sempre degli animali che vengono portati da cittadini che magari mossi da
così, della sensazione insomma, di avvicinanza verso l'animale, gli creano soltanto dei grossi problemi proprio per la sua sopravvivenza. Poi il fatto di entrare dentro un bosco in silenzio e di ascoltare il canto degli uccelli senza fare confusione. La nostra funzione è quella di controllare e verbalizzare quando ci sia la necessità. Purtroppo abbiamo, come diceva prima il Presidente Merlini, abbiamo tante richieste per quanto riguarda i cani liberi che creano molto danni alla fauna selvatica. Il 22 settembre partirà un corso di 9 guardie venatorie a Trieste, quindi chi vuole può iscriversi a questo nuovo corso. Noi del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza è veramente da tantissimi anni che lavoriamo con le scuole specialmente proprio per poter dare ai bambini una visione dell'interezza dell'ambiente e di come l'uomo si deve anche comportare. Allora chiudiamo questa prima parte con una mostra inaugurata a Gorizia dedicata al merletto goriziano. Nasce dal dialogo fra tradizione e ricerca la mostra Intrecci, disegni e di fili Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano. Un progetto che mette in relazione il linguaggio artistico del maestro friulano con l'eccellenza delle merlettaie di Gorizia. L'origine dell'iniziativa risale ad alcuni anni fa. Nata dall'incontro di Giorgio Celiberti con la scuola Merletti qualche anno fa. E in quell'occasione lui è un artista molto generoso, ha donato dei bozzetti e lì è nato subito il confronto creativo tra le maestre merlettaie ed è iniziata la fase di progettazione. In questo modo i segni laceranti delle opere di Giorgio Celiberti, che spesso esprimono la sofferenza umana, si ricompongono nell'equilibrio, nell'armonia, nella perfezione dei fili goriziani. Maestro Celiberti, le vorrei chiedere quale impressione le fa questa traduzione in versione merletto dei suoi disegni, delle sue opere. È una sorpresa stupenda, è una cosa fatta con grande gusto, con grande capacità anche tecnica. Mi sorprende soltanto in bene, solo in bello, solo una cosa affascinante questa. Valeva la pena di fare la mostra a Gorizia soltanto pensando a queste cose qua. Il risultato è una collezione di opere uniche che sono entrate a far parte del patrimonio storico della scuola Merletti nel 2019, ma che vengono presentate al pubblico soltanto oggi. La mostra rappresenta quindi un'occasione preziosa per condividere questo patrimonio con la città di Gorizia e con i numerosi visitatori italiani e stranieri dello showroom del Merletto Goriziano in Corso Verdi. La mostra resterà allestita fino al 26 settembre a Gorizia. Una mostra che celebra l'arte del maestro Celiberti e anche l'arte e le grandi capacità delle nostre maestre merlettaie. Il merletto goriziano è un patrimonio, è veramente un patrimonio per tutta la nostra regione, è una tecnica che si è affinata come sappiamo nei secoli, ma che ha saputo poi integrare innovazione, capacità di interpretazione artistica e soprattutto il disegno, che è la particolarità della scuola del merletto goriziano. Bene, allora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco il primo ospite, Riccardo La Terza, capogruppo di Adesso Trieste, in Consiglio Comunale. A tra poco. Bentrovati ancora in diretta, Sveglia Trieste, con noi Riccardo La Terza, capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, volevo far vedere alla Terza il servizio relativo alla situazione della cittadella dello sport di Barcola, che dovrebbe, stando a quelle che sono le informazioni che circolano, inaugurare nella sua prima forma, meglio dire così, il 31 di luglio. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo preparato proprio l'altro ieri, con immagini proprio di giornata che si riferiscono ai campi che sono stati completati.
Bandita la gara d'appalto per la Cittadella dello Sport di Barcola, iniziativa dedicata a società senza fini di lucro come le ASD e le SSD, cioè associazioni sportive, fra cui molte si erano già interessate alla gestione, che hanno ora la possibilità di prendere in gestione il complesso sportivo dal 1 agosto di quest'anno sino al 31 luglio del 2035. Il Comune di Trieste, che peraltro si è già preso in carico il servizio di guardiania per il primo anno, consentirà al futuro concessionario di gestire con prezzi a pagamento che verranno concordati i campi da tennis e beach volley, mentre rimarranno gratuite e libere le aree dello skate park e del playground di basket. L'obiettivo è quello di dare vita a una gestione sana dell'importante opera realizzata in ossequio ai tempi previsti dal PNRR con fondi dedicati alla rigenerazione urbana pari a 4.700.000 euro. Elemento innovativo e interessante sarà il progetto che lo stesso futuro concessionario dovrà indicare nel bando per l'area dove erano previsti i campi da padel, poi mai realizzati dalla società privata che se n'era preso carico, che diventa una sorta di tela bianca da progettare. Dunque, chi si aggiudicherà l'area potrà decidere di realizzare a sua volta uno o più campi da padel e gestirli o fare proposte alternative. A mordere il freno per l'inaugurazione e in primis il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. È stata presentata la gara, entro luglio si apre. Entro luglio si apre, ok? Al momento l'inaugurazione è prevista per il 31 luglio, ma potrebbe slittare ai primi di agosto. Va precisato, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi, che i lavori realizzati nello specifico i campi, le infrastrutture, l'illuminazione e i servizi di base sono solo un primo tassello, ciò che poteva essere realizzato con i fondi del PNRR. Il comune, aggiunto, sta cercando ulteriori risorse per riqualificare tutta la zona. Allora, abbiamo visto le immagini, abbiamo sentito quello che diciamo è il programma, dopodiché insomma vedremo nei prossimi mesi di documentare quello che succederà. Prego la terza. Sì, ovviamente speriamo tutti che quello spazio diventi uno spazio pubblico di qualità, vissuto dalle persone, penso soprattutto anche alle persone più giovani che in città hanno bisogno di spazi di aggregazione, di spazi dove incontrarsi, dove praticare sport, dove praticare delle relazioni sociali sane e positive, no? Insomma, non mi dilungo, ma certo, i casi di cronaca li conosciamo tutti. Rilevo ovviamente dei limiti e dei potenziali problemi, ma lo dico veramente con spirito costruttivo perché, ripeto, spero che quella parte di città diventi una parte veramente viva, attraversata e di qualità. Il primo è, direi abbastanza evidente in questi giorni di gran caldo, è la, mi pare, totale assenza di spazi d'ombra in quell'area. Che a questo punto, essendo un'area che tra l'altro tendenzialmente potrebbe essere utilizzata più nel periodo estivo che nel periodo invernale, al momento mi sembra praticabile solo, diciamo, dal tramonto in poi, ecco, nel senso che mi viene difficile immaginare che col sole a picco, diciamo, nel pomeriggio possa essere effettivamente piacevole stare in un'area che nei fatti è una grande isola di calore in questo momento, quindi mi auguro che questo aspetto possa essere un aspetto da correggere in futuro, piantando degli alberi, magari creando delle zone d'ombra anche con dei teli, con delle coperture che possano rendere più fattibile stare in quella zona. L'altro aspetto ovviamente è l'aspetto della gestione, appunto, della quale si parlava anche nel servizio, che è sempre forse l'aspetto più delicato quando si parla di opere pubbliche, nel senso che è vero che alle volte anche l'iter di realizzazione è un iter complicato, accidentato, però è altrettanto vero che si può anche realizzare un'opera di grande qualità, ma se poi non si trova il meccanismo efficace per gestirla nel corso del tempo, il rischio è che poi venga abbandonata, che non ci sia magari da parte di chi la prende in gestione un interesse effettivo a valorizzarla, via dicendo. Quindi è chiaro che qua vanno combinate delle attività diciamo libere, degli spazi liberi, con anche una possibilità da parte appunto di chi gestisce di andare perlomeno in pari ovviamente con i costi di gestione. Abbiamo sentito appunto che ci sono delle aree ancora disponibili, diciamo libere per essere definite nelle loro funzionalità. Ecco, io penso che qua l'equilibrio sia un equilibrio molto importante, anche perché se da un lato ovviamente va data in qualche modo la possibilità a chi se la prende in carico di gestirle in maniera efficace anche dal punto di vista economico, dall'altro dobbiamo ricordarci, almeno secondo me è importante ricordarci, che questo è innanzitutto uno spazio pubblico, quindi chiaramente
più spazi di libera fruizione ci sono, meglio è, ripeto, sempre nei limiti dell'equilibrio economico dell'operazione, però io credo che di questo ha soprattutto bisogno la città, di spazi di libera fruizione in cui le persone possano incontrarsi, aggregarsi, giocare, divertirsi e appunto, come dicevo prima, praticare e costruire relazioni sociali positive, che è veramente non è semplicemente qualcosa che fa bene al singolo, ma è qualcosa che fa bene alla città nel suo complesso. Allora, prima di iniziare parlavamo di situazione abitativa a Trieste, soprattutto per le fasce, diciamo così, più deboli, per quelli che fanno difficoltà ad avere accesso magari alla casa di proprietà, agli affitti per gli studenti. Qual è la situazione che avete fotografato voi di adesso Trieste? È una situazione preoccupante, perché mi verrebbe da dire che fino a qualche anno fa, forse fino a prima della pandemia, c'erano sì problemi legati all'accesso alla casa a Trieste, ma erano sicuramente più contenuti rispetto ad altre città, non per altro, ma se non altro perché, come è noto, insomma, la città nel corso degli ultimi decenni ha perso un numero significativo di abitanti, quindi se c'è un problema che Trieste non ha è la disponibilità di alloggi, e anche oggi ci sono diverse migliaia di alloggi sfitti. Quello che però è successo nel corso degli ultimi anni è che, complice soprattutto l'esplosione dell'economia turistica, degli affitti brevi, una parte significativa di quelle case che erano disponibili sul mercato, quindi che è già una minoranza rispetto al complesso degli alloggi vuoti, perché molti di questi, come è noto, sono magari in condizioni di degrado e da anni che non vengono abitati, non sono sostanzialmente disponibili sul mercato. Di quelli disponibili sul mercato, la stragrande maggioranza sono stati assorbiti in una sorta di mercato parallelo, quindi non più quello degli affitti a lungo termine o della vendita, insomma, per persone che vogliono vivere e abitare in questa città, ma appunto in un mercato parallelo che è quello degli affitti brevi, degli affitti turistici. Questo ovviamente ha determinato un problema di offerta, no? Di disponibilità di alloggi, e quindi un aumento dei prezzi e una difficoltà appunto non solo da parte di quelle persone che già storicamente avevano delle difficoltà economiche, penso per esempio alle 3.000 famiglie, sono veramente tante in attesa di casa popolare a Trieste. Ecco, non è solo un problema che riguarda loro, ma è un problema che riguarda anche quella fascia che sta sopra ai criteri, diciamo, economici sotto i quali le persone possono fare domanda per l'ATER, ma appunto che pur avendo magari una situazione economica leggermente migliore fanno difficoltà a trovare casa sul mercato. Ormai anche la percentuale, diciamo, media, questo è un calcolo che è stato fatto anche dal Comune attraverso l'osservatorio Rupa, la percentuale media di stipendio che serve per coprire o l'affitto o le rate del mutuo è veramente altissima, e quindi pone anche alcune famiglie, alcune persone nella situazione di dover scegliere, ad esempio, tra pagare l'affitto, il mutuo e le bollette o pagare, che ne so, i libri per la scuola dei figli, o dover ridurre alcuni consumi alimentari e via dicendo. Quindi questo per dire che siamo in un quadro oggettivamente preoccupante, nel quale dal nostro punto di vista il Comune dovrebbe fare molto di più, anche perché il Comune stesso ha un patrimonio abitativo, un patrimonio immobiliare, che in alcuni casi non è un patrimonio immobiliare sfruttato fino in fondo. C'è il caso di Casa Caccia, ad esempio, in Largo Barriera, che è un edificio interamente di proprietà del Comune, nel quale 28 appartamenti sono attualmente sfitti. A novembre dello scorso anno l'assessore Lodi aveva annunciato che il Comune avrebbe valutato la possibilità di vendere questi appartamenti. Ovviamente sarebbe significato perdere per sempre la possibilità di in qualche modo controllare a chi potessero andare, quindi fare in modo per esempio che potessero andare a chi ne ha più bisogno, perché è chiaro che se oggi metti degli appartamenti in vendita in un'area tra l'altro come Largo Barriera, che è semicentrale, quindi insomma inizia ad essere anche quella caratterizzata da questi fenomeni del turismo di massa, molto probabilmente la stragrande maggioranza di quegli appartamenti va appunto su quel mercato degli affitti brevi di cui parlavamo prima. Noi abbiamo proposto invece di mantenerli nella proprietà del Comune, di ristrutturarli ovviamente in base alla disponibilità economica e di assegnarli appunto a chi ne ha più bisogno.
Pochi giorni fa si è svolto appunto un sopralluogo su nostra richiesta all'interno di Casa Caccia per verificare le condizioni dell'immobile, e in quella sede, e siamo contenti di questo perché è una prima piccola conquista, l'assessore Lodi ha smentito, diciamo, la sua precedente dichiarazione, ha dichiarato che non c'è più l'interesse da parte del Comune a vendere. È chiaro che non basta, perché il rischio è che rimangano lì questi 28 appartamenti sfitti e non ristrutturati ancora per anni. Noi invece vogliamo che vengano subito messe delle risorse a disposizione. Ovviamente è possibile che non si riesca fin dall'inizio a ristrutturarli tutti e 28, però pian pianino di procedere con le ristrutturazioni e le assegnazioni. Ricordiamoci che il Comune di Trieste, come lo dice sempre l'assessore Bertoli, ha un bilancio florido, quindi non ci sono diciamo, problemi strettamente economici che impediscono di fare scelte del genere. Si tratta di una volontà politica. Ricordiamoci anche dei famosi 30 milioni di euro bloccati a bilancio per l'inutile e impattante ovovia. Ecco, con quei 30 milioni di euro non solo Casa Caccia, ma anche tante altre situazioni di difficoltà abitativa o di alloggi appunto non disponibili potrebbero essere risolti in maniera rapida. Telefonata e poi abbiamo anche delle mail. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Sì, sono il signor Zagnerale. Proprio per vedere questa cosa a me viene da piangere. Io e mia moglie a fine mese siamo in mezzo alla strada perché gli stranieri hanno comprato il stabile, capito? Mi sente? Sì, siete in mezzo alla strada perché chi ha comprato? Perché il stabile nostro è stato acquistato per fare casa vacanza e io per rimanere qui dentro, per avere più giorni, va bene? E adesso mi vengono anche a distruggere la casa con me e mia moglie dentro, non ce la facciamo più, non riusciamo a trovare un appartamento, ok? Mi viene da piangere. Io e mia moglie siamo in mezzo alla strada, porca miseria, grazie. Grazie per la telefonata, ovviamente non conosciamo il caso, possiamo solo mandare un abbraccio all'amico telespettatore. Assolutamente sì, e purtroppo appunto è una situazione che conferma proprio come esperienza concreta quello di cui stavo parlando prima, cioè che quando si mettono in competizione nei fatti due mercati, un mercato turistico molto anche redditizio per chi ha delle proprietà immobiliari, è un mercato a lungo termine che magari è meno redditizio ma che serve per garantire un diritto fondamentale per le persone, che è quello di avere un tetto sopra la testa, purtroppo poi si creano anche situazioni del genere di fronte alle quali secondo me il Comune, le istituzioni e la politica non possono rimanere indifferenti. Allora, Maria dice: il gruppo a cui appartiene l'ospite si era occupato dell'apertura della stradina Massimiliano Carlotta di Grignano. A che punto è la vicenda? Chi infatti vuole raggiungere lo stabilimento di Riviera attualmente deve usare esclusivamente la macchina parcheggiando in costiera. Sì, è una vicenda della quale ci siamo occupati, se non sbaglio, o abbiamo iniziato ad occuparci la scorsa estate, proprio perché avevamo ricevuto diverse segnalazioni, lo spiego magari per chi non l'aveva seguita, relative al fatto che era diventato impossibile raggiungere un'area di balneazione libera, quella tra i due moletti di Grignano dopo lo stabilimento di Grignano 1, quindi tra Grignano 1 e Grignano 2, che storicamente era raggiungibile percorrendo una sorta di sottopasso che corre parallelo al primo stabilimento balneare, e poi appunto sbuca in quest'area in cui è possibile, tra l'altro molto bella, insomma, nella quale anche anch'io più volte sono andato, è veramente molto piacevole. Appunto il sottopasso è chiuso da diverso tempo, nei fatti l'area è interdetta alla circolazione nonostante sia previsto dal piano regolatore, da altri atti diciamo, del Comune, la necessità di garantire appunto il passaggio pedonale pubblico lungo tutta la costa, quindi lungo anche tutta quella zona. Noi abbiamo interrogato anche qui di nuovo l'assessore Lodi perché è un tema che riguarda il patrimonio e appunto la fruibilità della linea di costa. Non abbiamo mai ricevuto risposta da parte della Giunta su questo tema, sappiamo però per altre vie diciamo, che gli uffici hanno effettivamente preso in carico questo problema, anche perché oltre alla nostra interrogazione sono arrivate diverse segnalazioni e vari atti da parte di alcuni dei residenti della zona. Purtroppo non ho delle notizie fresche, quindi non saprei dire a che punto è l'iter. Certo che dover attendere anni semplicemente per vedere rispettato un diritto molto basilare come quello di poter transitare lungo un'area a transito pubblico è veramente assurdo. Ecco, diciamo che il tema dell'accesso al mare
A Trieste, devo dire, siamo più fortunati forse che in altre città dove veramente la privatizzazione in qualche modo dello spazio lungo la costa, gli stabilimenti, via dicendo, impediscono nei fatti di fruire liberamente del mare, appunto di poter fare il bagno, però in questo caso specifico è veramente assurdo che dopo mesi non si sappia sostanzialmente nulla di qual è la soluzione che si sta percorrendo, se c'è una soluzione che si sta percorrendo. Ringrazio ovviamente chi ha scritto la mail per la sollecitazione, a questo punto sicuramente riprenderemo ulteriormente in mano la questione e proveremo a capire se ci sono delle novità. Allora, in queste giornate di grande caldo ovviamente torna d'attualità il tema anche della refrigerazione degli istituti pubblici, in particolare delle scuole. Ieri in una conferenza stampa sono stati presentati gli interventi in 10 tra asili e scuole di infanzia del comune di Trieste. Andiamo a rivedere il servizio e poi ne parliamo insieme anche in prospettiva sulle altre scuole che abbisognano di questo tipo di interventi, che ovviamente sono molto onerosi, soprattutto se l'edificio è grande. In questi giorni di caldo da record non c'è nulla di più attuale che la necessità di climatizzare gli spazi pubblici, specie quelli riservati ai bambini. È in questo senso che continua a muoversi l'amministrazione comunale di Trieste, dopo aver già provveduto a installare l'aria condizionata in 5 fra nidi e scuole di infanzia a sede dei centri estivi, la Filastrocca, Scarabocchio, Zucchero Filato, Aporti e Camillo Cromo. Ora si prosegue in altri 10 plessi: Don Cialvien, San Giusto, Mongolfiera, Primivoli, Pollitzer, Cobolli, Acquarello, Delfino Blu e l'Isola dei Tesori. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 624.000 euro che ha permesso quindi un investimento sulle altre 10 strutture di asili nido, ricreatorio, comunque sedi di centri estivi. Gli interventi sono partiti a dicembre con grande velocità di esecuzione, per questo ringrazio anche i colleghi De Bertoli e De Blasio, e sostanzialmente su 3/4 di questi interventi sono già finiti, li stiamo ultimando. Gli ultimi 2 finiranno un po' più tardi perché comunque con vincoli più pressanti per quanto riguarda anche pratiche relative alla sovrintendenza. Comunque questo è un risultato di squadra e volto soprattutto a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Al momento su 10 interventi 5 risultano già conclusi, 3 si concluderanno entro l'estate, 1 a settembre e 1 a dicembre. Le nuove installazioni sono state possibili grazie all'emendamento di Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Abbiamo messo quasi 1.200.000 euro per i comuni capoluogo delle ex province, questo perché comuni capoluogo sono aree più urbanizzate, sono aree con edifici più vetusti, più difficile intervenire e sono ad alta concentrazione non solo di bambini ma anche di lavoratori. Il Comune di Trieste è stato bravissimo a prendere più di metà del finanziamento e quindi siamo contenti, è un'azione naturalmente che farà stare meglio i bambini ma anche i lavoratori che hanno diritto a lavorare in un ambiente vivibile. L'impegno del Comune di Trieste è per un piano di lungo periodo per proseguire con le installazioni, dedicato in primis a quegli istituti che rimangono aperti più a lungo per gli esami di fine anno, in condizioni climatiche molto spesso insopportabili a causa degli effetti del cambiamento climatico. Allora, questa è la decisione e la possibilità di azione circa gli asili e le scuole di infanzia. Ovviamente la terza, il problema è molto più ampio e riguarda, come dire, un impegno pluridecennale se si vuole adeguare gli istituti. Sì, assolutamente, in questo caso direi meglio tardi che mai, perché erano situazioni che più volte erano state, diciamo, segnalate anche in Consiglio Comunale e giustamente appunto si tratta di un problema sia per i più piccoli che insomma devono avere il diritto di stare in ambienti sicuri e sani anche dal punto di vista delle temperature che in questi giorni sicuramente sono decisamente alte, ma appunto anche poi di chi in queste strutture ci lavora. È chiaro che oltre a questi interventi che alle volte sono un po' tampone perché agiscono magari su strutture molto vecchie dal punto di vista architettonico sulle quali è difficile fare una serie di interventi, sarebbe utile iniziare a ragionare anche un po' più in prospettiva, quindi diciamo non solo nei casi in cui è effettivamente possibile intervenire anche in maniera più strutturale, quindi per realizzare degli edifici che siano coinventati, che siano insomma climatizzati in maniera naturale, che è un tema che riguarda ovviamente anche i costi poi di climatizzazione, ma penso anche per esempio al fatto che
alla scuola media Caprini in passato è stata realizzata una cosiddetta aula all'aperto, anche grazie all'impegno del professor Dario Gasparo, che si è molto speso, diciamo, per questo tipo di intervento, e che ha permesso appunto di realizzare uno spazio all'aperto di qualità, strutturato di modo tale da poter ospitare una o più classi per realizzare appunto delle attività didattiche all'aperto, che penso sia un modo intelligente per far fronte a un problema che sarà sempre più frequente, perché questo tipo di ondate di calore ce l'avremo appunto sempre più frequentemente, soprattutto negli ultimi mesi magari dell'anno scolastico, ma anche poi per realizzare, per diciamo cogliere l'opportunità derivante da quello che oggettivamente è un problema, per cambiare anche un po' le modalità con le quali si fa didattica, con le quali si insegna a scuola. Qui ovviamente parlo magari degli alunni un po' più grandi, certo, quindi magari dalle elementari in poi, insegnare qualcosa immersi nella natura all'aperto, avendo la possibilità anche di appunto interagire in qualche modo con un ambiente diverso da quello di un'aula, con delle pareti attorno, può diventare anche appunto un'opportunità per innovare i modelli didattici, oltre al fatto appunto di far stare studenti e insegnanti in un ambiente più piacevole, più godibile, soprattutto nei mesi estivi. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno a loro, buongiorno ai friulani e anche ai triestini. Il signore che deve andare via dove deve andare? Io dico che vada in comune, no? Si metta lì in qualche stanza e faccia praticamente, sì. Ma il PRNN, che sono tanti soldi, perché non si poteva fare o non si può anche adesso aggiustare queste case che non si possono aggiustare? Chi l'ha detto che non si possa? Basta spendere qualcosa in più, ma si aggiusta. E poi dopo un'altra cosa, l'Electrolux che deve eliminare tanti operai, deve sospendere tanti operai. Perché il comune che ha tanti soldi o la regione che ha tanti soldi non si carica lei dell'Electrolux? Visto che le lavatrici praticamente guadagnano, perché se le vende il direttore, il coso guadagna, praticamente perché il comune non prende su, non lo so io. Va bene, grazie. Giusto devo rispondere. Sì, no, devo dire che per una volta sono d'accordo con una parte della telefonata di Franco da Udine Nord. Può succedere anche questo. Sì, ogni tanto i miracoli succedono. Sulla prima parte ovviamente, ci tengo anche tra l'altro a precisare che rispetto ai fondi PNRR per l'abitare, anche qui purtroppo abbiamo assistito a una situazione molto grave, per cui appunto i fondi che erano stati ottenuti per la ristrutturazione di alcuni caseggiati dell'Ater a San Giovanni nell'ambito del progetto Pinqua, a causa dei ritardi nell'avvio del cantiere, ma che sono derivati a monte da ritardi nella diciamo, fase istruttoria, ecco, del progetto, Comune e Ater hanno dovuto rinunciare a una parte del finanziamento PNRR, quindi dei 3 caseggiati di case popolari che si sarebbero dovuti ristrutturare ne verranno ristrutturati almeno per il momento solo 2, quindi effettivamente è vero che anche quando ci sono delle risorse a disposizione è importante utilizzarle bene, pianificare bene gli interventi. Ad esempio in quel caso c'era un problema altrettanto grave derivante dal fatto che in passato Ater ha venduto degli appartamenti a degli inquilini che poi sono diventati proprietari privati all'interno dei caseggiati Ater, e quindi per poter reintervenire su tutto il caseggiato hanno dovuto fare delle permute, spostare le persone da un rione all'altro. Quindi anche la politica di vendita degli appartamenti da parte di Ater, oltre ad essere un problema perché riduce la quantità di appartamenti a disposizione di Ater, crea poi dei problemi nel momento in cui bisogna intervenire cielo-terra, no? Come si dice, su un intero edificio. Sulla questione Electrolux mi limito a dire, e questo riguarda anche altri casi di crisi industriali, che è inaccettabile che imprenditori che ricevono finanziamenti pubblici o finanziamenti agevolati, come penso è stato anche il caso della Tirso, che aveva ricevuto dei finanziamenti importanti da parte di Friulia,
è inaccettabile che poi questi facciano baracche e burattini e se ne vadano da un'altra parte. Bisogna regolamentare in maniera più chiara gli incentivi pubblici alle imprese, ma soprattutto bisogna fare in modo che si torni ad avere una vera politica industriale non solo a livello regionale, anche a livello nazionale, perché pensare che una regione o una città possa vivere senza industria e manifattura è pura follia, ecco. È una base fondamentale della nostra economia e il pubblico deve fare anche la sua parte nel garantire che questa base ci sia e che prosperi e che cresca nel corso del tempo. Pubblicità e torniamo con Riccardo La Terza. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi Riccardo La Terza, capogruppo del Consiglio Comunale di Adesso Trieste. Sono arrivate anche delle mail, leggo questa. Giorgio dice: cosa ne pensa della recente campagna di raccolta firme per la costituzione nella nostra regione di 2 province autonome, una per Trieste e una per il Friuli. Se non sbaglio si tratta di una proposta degli aderenti al territorio libero di Trieste, ma che comunque proporrebbero una visione diversa. Tutto questo mentre sul fronte province invece si va avanti, notizia di oggi, che come dire, è stato raggiunto un accordo per trasferire prima le competenze, prima di andare al voto, quindi potrebbe non esserci il voto magari nei tempi previsti nel 2027. Prego. Io penso che su questa questione della restaurazione di fatto delle vecchie province la politica sta agendo senza un vero dibattito pubblico, la cosa sta passando veramente molto sotto traccia e innanzitutto questa cosa è una cosa sbagliata quando si parla appunto di architettura istituzionale che dovrebbe essere fatta per migliorare la vita delle persone, cioè non è un esercizio fine a se stesso stabilire che tipo di livello amministrativo, con che forma, con che competenze serve avere per governare meglio appunto la comunità regionale. Io penso che il ragionamento sia stato fatto nei fatti al contrario, cioè si è partiti dalla soluzione anziché ragionare innanzitutto dei problemi e anche delle opportunità che ci sono a livello territoriale. Uno dei problemi evidenti e che riguarda forse i comuni più piccoli, ma nei fatti in parte riguarda anche il comune di Trieste, è che i comuni oggi molto spesso non sono nelle condizioni per ad esempio spendere tutti i soldi che hanno in cassa. Questo appunto riguarda soprattutto quei comuni che hanno difficoltà di organico, che non riescono a bandire una gara, che non riescono a progettare le opere per le quali magari hanno già ricevuto dei finanziamenti. In realtà anche il comune di Trieste, come è noto, inserisce all'interno del piano triennale delle opere un numero molto consistente di opere da un valore economico molto alto, e poi se riesce a realizzare 1/3 di quello che prevede di fare è già grasso che cola, ma ripeto, poi ci sono comuni che sono in condizioni ancora peggiori. Allora il primo punto dovrebbe essere capire come mettere nelle condizioni le amministrazioni locali che sono più vicine al cittadino di fare bene il proprio mestiere. Poi ci sono delle questioni, dei problemi, degli ambiti diciamo, di governo che sicuramente dovrebbero essere gestiti in un livello che è intermedio tra il comune e la regione. Penso per esempio al trasporto pubblico, penso ad alcune questioni ambientali, penso ad alcune questioni legate alla viabilità, all'edilizia scolastica. Effettivamente alcune sono delle deleghe delle quali oggi si parla per la provincia. Però penso anche che veramente sia abbastanza anacronistico pensare che lo strumento della provincia possa risolvere questi problemi, non per altro ma perché stiamo parlando di uno stesso livello e di uno stesso modello che si dovrebbe applicare a Trieste, dove abbiamo Trieste e altri 5 comuni in un'area molto limitata dal punto di vista territoriale, e dall'altro lato per esempio abbiamo Udine, che è una provincia enorme che va dalle Alpi fino alla laguna, con condizioni proprio anche non solo ambientali ma anche di forma del territorio completamente diverse. Penso che si dovrebbe, non so che verbo usare perché mi sembra che la maggioranza sia molto convinta di andare sulla sua strada, ma si dovrebbe ragionare di forme completamente diverse, che tra l'altro per Trieste significa, almeno dal mio punto di vista, ragionare inevitabilmente su una scala che è transfrontaliera, no? Se vogliamo parlare di aree vaste, l'area vasta di Trieste non è solo nel territorio italiano, ma sconfina in qualche modo anche nel territorio sloveno, e ovviamente gli amici sloveni possono fare il ragionamento inverso quando pensano a Capodistria, Koper, no? Quindi
Il fatto di trovare degli strumenti che permettono di governare alcuni fenomeni su una scala transfrontaliera è fondamentale. Per esempio c'è lo strumento del GECT, che è il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che esiste a Gorizia, Nova Gorizia, che è stato tra l'altro fondamentale per costruire la candidatura di Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Servirebbe qualcosa di simile anche da noi. Ecco, se volessimo fare un ragionamento veramente utile e funzionale allo sviluppo futuro del territorio, almeno per quanto riguarda Trieste, penso che una chiave fondamentale sia quella di pensare a dei livelli istituzionali che in qualche modo siano già essi stessi transfrontalieri, che permettono di condividere alcune risorse, alcune progettualità, alcune sfide che saranno centrali nei prossimi anni. Allora, prossima telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Volevo dire gentilmente al vostro ospite che non esiste dibattito pubblico, non esiste, questo è il mio percepito, io non mi sento preso in considerazione e neanche la mia voce viene sentita in niente. Chi mi comanda, non governa, mi comanda, fa quello che vuole e l'hanno detto apertamente. Noi non abbiamo nessun potere di dire più niente. Ci hanno ascoltato forse sulla Vovia? No, che se ne frega, neanche fare una petizione. Ci hanno ascoltato su altre cose importanti? No, loro l'hanno detto anche alla vostra trasmissione. Siamo stati eletti e facciamo il nostro programma. Che ti vada bene o non ti vada bene, te la becchi. Per questo è la cosa che non mi sento preso in considerazione. Pensano solo a vendere e a fare soldi svendendo la nostra città. Ci rubano via tutto, anche sull'acqua. È stato fatto un dibattito pubblico, siamo stati presi in considerazione. Non gli interessa a nessuno, gli interessa solo far soldi. Ecco, per cui l'unico destino, purtroppo, e le parlo da triestino da generazioni, e amo Trieste nel vero senso della parola, sarà che ti toccherà andare a vivere in Furlania, perché qui da noi la casa non puoi comprartela. E per cui andremo tutti quanti, ma sa qual è la cosa? Questo è il succo del mio discorso, come si suol dire, che un domani, quando i nostri nipotini, noi vivremo in Furlania, però torneremo a fare i pendolari a Trieste, tutto, ci diranno, ma ti porto in città, e noi gli diremo, qua c'era un teatro, è stato distrutto per non far niente, qua è stato venduto, qua è stato fatto questo. Il nipotino ti dirà, ma no, ma quando loro massacravano Trieste, tu cosa facevi? E io gli dirò, io mi preoccupavo delle buche per terra, degli alberi che finiscono sul marciapiede, poi dovevo preoccuparmi della squadra di basket, poi dovevo preoccuparmi della squadra di calcio. Ecco, la verità è che dovremmo pensare più alla città e avere un'idea futura, perché non possiamo essere gente che vende al turista tutto quello che c'è da vendere. Noi abbiamo una cultura alle spalle. Grazie per il suo intervento. Prego la terza. Io penso che sia vero che siamo di fronte a una politica che quasi sempre è impermeabile, no, a quello che succede nella realtà, e questo è un problema per molti motivi. Innanzitutto perché poi le decisioni che la politica assume sono evidentemente, come dire, limitate da questo atteggiamento di refrattario, no, nei confronti della realtà, ma anche perché poi tante persone giustamente si chiedono ma che senso ha andare a votare se le mie opinioni, il mio indirizzo politico, le mie intenzioni poi vengono in qualche modo sistematicamente cancellate, travisate da chi governa, e quindi è un circolo vizioso, no? Perché ovviamente sempre meno persone vanno a votare. All'interno dei pochi che vanno a votare, i gruppi, diciamo, di interesse e di potere hanno sempre più peso, e quindi inevitabilmente poi le scelte politiche non vengono fatte nell'interesse delle maggioranze. Non parlo delle maggioranze elettorali perché molto spesso quelle maggioranze sono delle minoranze nella società, proprio perché l'affluenza è bassa, non nell'interesse delle persone che hanno più difficoltà, ma nell'interesse di chi magari ha altri tipi di interessi economici. Io però, a differenza di Maurizio, penso che ci sia un'alternativa all'andarsene, che sia andarsene in Friuli o in posti più lontani, e che è organizzarsi. È quello che abbiamo fatto noi di Adesso Trieste da più di 5 anni, partendo diciamo da sicuramente esperienze diverse ma estranee ed esterne alla politica istituzionale. Abbiamo scelto di prenderci una piccola parte di responsabilità, che significa ovviamente provare a fare delle cose, magari anche sbagliare alle volte, insomma di questo, come dire, ce ne scusiamo, però provare a cambiare le cose concretamente. Come?
attraverso l'organizzazione collettiva. È l'unico modo perché poi le opinioni, gli interessi, le aspirazioni delle persone abbiano un peso anche a livello politico. L'esempio dell'Ovovia secondo me è un esempio parziale da questo punto di vista, perché è vero che ancora l'iter diciamo, formale dell'opera non si è concluso e non si è concluso con la rinuncia all'opera come auspichiamo ormai da tempo, ma è altrettanto vero che ad oggi avremmo dovuto avere dei cantieri che sventravano Bosco Bovedo per un'opera appunto inutile, impattante e insostenibile, e invece grazie alla mobilitazione popolare, insieme a tante altre cose, ovviamente insieme per esempio anche all'impegno di esperti che hanno dato il proprio contributo per analizzare in maniera profonda il progetto del comune e per smontarlo pezzo per pezzo, oggi quell'opera non c'è e molto probabilmente nel futuro non ci sarà. Quindi insomma è una dimostrazione del fatto che quando ci si mobilita, quando ci si organizza, le cose possono cambiare. Io mi auguro che questa organizzazione, questa mobilitazione attraversi anche le prossime elezioni amministrative, perché abbiamo veramente bisogno di una ventata di aria fresca, abbiamo bisogno di aprire le porte e le finestre di Palazzo Chebe e di farci entrare le energie civiche di chi ogni giorno si impegna per rendere Trieste un posto migliore, che sia in un comitato, che sia in un'associazione, che sia attraverso il proprio lavoro quotidiano. Ecco, ci sono veramente tante persone che hanno a cuore Trieste e il suo futuro, che molto spesso si tengono lontane dalla politica istituzionale proprio perché ne vedono non solo i limiti, ma anche il fatto che alle volte agisce contro i loro interessi. C'è bisogno però di prendere in mano la situazione, perché se si lascia il campo ad altri, saranno altri a decidere. Se invece si entra in prima persona dentro questo mondo e si prova a migliorarlo, allora forse c'è la speranza appunto di costruire un futuro migliore per Trieste. Allora, telefonata da casa, pronto? Pronto? Prego. Mi sente o no? Sì. Ecco, buongiorno. Io ho ascoltato la conversazione dell'altra persona, va bene. Io volevo sapere, questo Riccardo sono guardati in diretta, no? Sì, signora. Capito? Ho da fare con l'arte, l'arte mi deve fare tanti lavori, sono stati sospesi anni fa, io non sto pagando neanche l'affitto più, perché loro devono avere il dovere di aggiustare il pavimento. Il pavimento è stato aggiustato, adesso stante quella ha 43 anni che abito io qua. non capisco. Non riesco... No, è meglio se richiama. È meglio se richiama, signora, perché io non riesco a capire. Mi scuso, mi scuso davvero. Fare tutti i lavori qui dentro, manutenzione la luce, e tutte le impianti elettriche, è venuto i pompieri qua. Cosa dobbiamo fare? E in che complesso è, signora? In che complesso ha Valmaura. Valmaura, ok. Case Rosse, quindi? Sì, le Case Rosse, sì. Ecco. E prima una dei primi che sono venuta qua. Guardi, le posso dire che insieme al collega Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco, o meglio su sua iniziativa, insomma sua prima firma, abbiamo chiesto proprio un sopralluogo nell'area delle Case Rosse di Valmaura, perché oltre alla sua segnalazione ne abbiamo ricevute anche diverse altre, ecco, sul degrado degli spazi comuni di quelle strutture, e quindi presto, non so dirle la data perché non dipende da noi, ecco, però presto la commissione del Consiglio Comunale sarà lì sul posto, e quindi magari sarà anche quella un'occasione per fare presente quali sono i problemi della zona. Bene, grazie, la terza che mi ha aiutato, perché io onestamente non capivo granché. Allora, altre mail che sono arrivate questa mattina, sono stati trovati, chiede Giuliano, i parcheggi per la palestra di via Frausin, mi chiede. Sì, o meglio, sì, in termini teorici, ecco. Noi avevamo, come forse si ricorderà la signora che ha scritto, avevamo insistito particolarmente perché non si procedesse con l'idea iniziale del comune, che era quella di realizzare un parcheggio interrato sotto il ricreatorio Pitteri, che sarebbe significato avere, diciamo, il cortile del ricreatorio inutilizzabile per mesi, se non anni, e soprattutto di abbattere gli alberi del ricreatorio Pitteri, che, tornando al tema di cui parlavamo prima dell'ombreggiatura e dei problemi che si hanno con le ondate di calore, sarebbe stato veramente una scelta pessima.
e dall'altro lato anche di utilizzare il cortile della scuola Duca d'Aosta come parcheggio. Ecco, due soluzioni che ci sembravano assolutamente sbagliate e, come dire, impattanti dal punto di vista negativo sul rione. Avevamo fatto un emendamento alla variante urbanistica della palestra, sottolineando che, differentemente da come era stato scritto originariamente, i parcheggi si potevano trovare nel raggio di 1 chilometro dalla struttura e non di 100 metri, mi pare come era scritto nella prima versione della variante urbanistica. L'ultima notizia che abbiamo su questo è che probabilmente si procederà con una convenzione con il parcheggio della Maddalena, quindi il parcheggio, diciamo, del Despar, dove è stata realizzata la rotonda, e quindi teoricamente questa dovrebbe essere la soluzione finale per garantire i posti che sono necessari per l'apertura della palestra. Noi chiaramente non siamo contenti della situazione in generale, perché pensiamo che lì non si sarebbe dovuta realizzare una struttura così impattante, si sarebbe dovuto mantenere invece uno spazio verde che è fondamentale soprattutto in un rione come San Giacomo, che è un rione molto denso dal punto di vista abitativo. Però, se non altro, grazie anche al nostro intervento, ma anche all'attenzione dei residenti della zona, abbiamo, diciamo, sventato il peggio. Ecco, abbiamo evitato che oltre alla palestra venisse realizzata anche una struttura altrettanto impattante come il parcheggio interrato, e che il cortile di una scuola venisse utilizzato per un uso improprio come quello di un parcheggio. Abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo. Buongiorno. Buongiorno, sono Luisa. Ciao Luisa. Ecco, buongiorno a tutti e due. Buongiorno. La guardi, mi non posso credere di noi, mi abito a Metastasio, Campo Pietro Metastasio, sì, che lei conosce, giornalista, bene, perché abitava quei... Ecco, come se può chiudere una Coop, un supermarket, con migliaia di famiglie che siamo qua, migliaia su... Via Flavia ogni angolo, Valmaura ogni angolo, supermarket e tutto. Noi come disgraziati, che siamo la maggioranza anziani, siamo senza un supermarket. Una vergogna, anche io adesso sono anziana, ringrazio Dio che ancora guido, ma fin quando? Fin quando? Perciò c'è una vergogna, non sei anche Bosco che aveva chiuso tanto tempo fa, un piccolo supermarket chiedevamo, non una cosa grande, niente, gente col bastone, gente che aspetta all'autobus con i bastoni, infetta l'autobus di andare in supermarket su piazza, in quella piazza là in città. Se una non pensa, siamo fragili, poveri fragili, un cavolo non pensa niente per noi, una brutta vergogna, grazie mille. Allora, il riferimento di Luisa è alla chiusura delle Coop di Campo Metastasio, sì, decisa chiaramente dall'azienda perché il punto vendita era in perdita, proprio questa è la verità. C'è da dire però anche che questo è uno degli esempi concreti di come determinate scelte urbanistiche del comune possono agevolare o dall'altro lato danneggiare, diciamo, la situazione rispetto appunto alla possibilità da parte delle persone di avere commercio di prossimità, di poter appunto, di non dover fare chilometri, ecco, per andare a fare la spesa, perché la situazione alla quale faceva riferimento anche la signora di Via Flavia non è una situazione che si è venuta a creare così dal nulla. Il fatto che si siano concentrati lì tanti supermercati, quindi tanti soggetti a grande distribuzione, e che nei fatti abbiano contribuito, non dico che è l'unico fattore, però è uno dei fattori che ha contribuito a svuotare, diciamo, i supermercati in zone più periferiche, Campo Metastasio, ma anche Altura è un altro esempio abbastanza classico, ecco, di questo fenomeno. Il fatto che tutti questi supermercati si siano concentrati lungo Via Flavia deriva dal fatto che è stato permesso a livello di destinazioni d'uso di realizzare tutti quei supermercati lì, cioè il fatto che si siano create delle destinazioni d'uso commerciali lungo Via Flavia ha reso ovviamente più conveniente a quegli operatori trasferirsi lungo una strada di scorrimento veloce e via dicendo, e quindi ha reso meno competitivi i supermercati in altre zone. Ripeto, non è l'unico fattore, perché ce ne sono sicuramente altri, però è una dimostrazione di come il comune, utilizzando determinate leve, può da un lato
migliorare la qualità della vita in alcuni rioni, e dall'altro invece se fa scelte di questo tipo può danneggiarla. L'altro esempio è appunto il supermercato di Via Salata, sempre diciamo lungo quell'asse, che fino al 2018 non sarebbe stato possibile realizzare. Poi è stata fatta anche lì una variante urbanistica che è stata votata dal centrodestra, e in quella zona dove prima non si poteva fare un supermercato lo si è potuto fare. Ora ovviamente intervenire a valle di queste scelte è sempre più difficile, però penso anche che ci sono degli strumenti, diciamo, innovativi, un po' creativi, per provare a venire incontro a questa situazione, provando a mutuare delle esperienze che sono nate in altri contesti, ad esempio nei contesti montani, di piccoli paesi di montagna, dove appunto a livello di economia di mercato aprire un supermercato è sostanzialmente impossibile, però creare delle cooperative di comunità in cui appunto proprio sulla base di chi abita in una determinata zona si creano le condizioni economiche minime, anche col supporto delle istituzioni, per far sì che almeno un piccolo punto vendita, un piccolo alimentari, un piccolo presidio, che non è solo un presidio commerciale ma anche un presidio sociale del territorio, possa rimanere aperto. Ecco, quella è una soluzione che ha funzionato in alcuni contesti e che si potrebbe pensare di adattare, ovviamente perché i contesti sono molto diversi, però di adattare anche in alcuni contesti periferici di Trieste. Ripeto, non è la soluzione ideale in qualche modo, ma perché purtroppo tante scelte politiche, anche per esempio la liberalizzazione delle licenze commerciali a livello nazionale ovviamente ha avuto un ruolo, tante scelte politiche hanno creato poi una situazione come questa, e chi la paga di più poi sono le persone appunto che magari fanno più difficoltà a muoversi e che restano senza un minimo presidio commerciale nel proprio rione. Allora, arriva una mail da Rossana che dice volevo aggiornare la situazione Bau Beach, che si è venuta a creare spontaneamente da quasi subito dopo l'apertura. Ci sono più carrozzine e bambini che cani, è evidente che manca una spiaggia per le famiglie se vengono tutti lì. Io non ho niente contro i cani né contro i bambini, anzi mi piacciono tutti, ma la gente inizia a lamentarsi anche per il pericolo che un giorno un cane possa malauguratamente mordere un bambino. Sarebbe utile quindi fare una baby beach nello spazio attiguo, dice Rossana. Abbiamo visto, no, le immagini del completamento dello spazio della spiaggia per cani, che aggiungerei io, oltre ad essere la spiaggia per cani, è probabilmente la più bella spiaggia di Barcola, al di là che sia per cani o meno, e quindi ovviamente attira. Sì, infatti ho anch'io l'impressione che sia un po' vittima del suo successo, insomma, quello spazio. Questi giorni sono passato per Barcola, anch'io ho notato questa compresenza, diciamo, di diversi tipi di utenti, e mi sembra appunto che una strada potrebbe essere quella di fare degli interventi simili anche in altre zone, in altri punti, proprio per magari differenziare un po' gli usi. Mi viene da dire anche che questo intervento qua è la dimostrazione del fatto che in realtà il miglioramento, diciamo, della fruibilità della linea di costa lungo Viale Miramare si può raggiungere anche senza interventi monstre come quelli che sono stati per il momento solo accennati da parte della Regione e del Comune, anche perché tra l'altro parliamo di un contesto ambientale particolarmente delicato, no? Non solo per i fenomeni come sono successi negli ultimi anni di mareggiate, di appunto fenomeni climatici estremi che chiaramente vanno tenuti in attenzione, vanno considerati quando si progettano spazi del genere, ma anche perché siamo a pochi chilometri dalla riserva di Miramare, in un contesto appunto di biodiversità importante, e quindi prima di pensare di estendere, diciamo, gli spazi di decine e decine di metri, forse si potrebbe ragionare di come invece intervenire a livello più puntuale, ovviamente coordinato su tutta la linea di costa, però di fare degli interventi che siano da un lato piacevoli per chi poi fruisce dell'area, insomma, ma dall'altro anche sostenibili dal punto di vista dell'impatto ambientale. Io continuo a pensare che il nodo principale sia Viale Miramare in sé, cioè il fatto che non può essere una strada di scorrimento, non può essere una strada di ingresso in città con quel flusso di traffico così importante. Purtroppo, tra l'altro, non tanto ultimamente nella zona, diciamo, Topolini, ma nella zona più verso il centro di Viale Miramare si sono susseguiti numerosi incidenti con anche con vittime, insomma, pedoni e ciclisti. È evidente che è una strada che dovrebbe essere a traffico, diciamo, calmierato dal punto di vista della velocità. È altrettanto, forse evidente no, ma è un mio sogno, un nostro sogno, una nostra prospettiva, che
dal Castello di Miramare a Campomarzio, Largo Erneri, insomma lungo tutto l'asse costiero di Trieste servirebbe un mezzo moderno, sostenibile, veloce, sicuro e comodo come un tram moderno che permetta appunto alle persone di muoversi in sicurezza e in velocità, sia residenti sia turisti, perché poi ovviamente anche il Castello di Miramare è un castello, è un'area ovviamente importante anche dal punto di vista turistico, ecco, però un intervento del genere ridurrebbe il traffico privato e permetterebbe poi di fare delle scelte migliori in termini di gestione degli spazi pubblici lungo tutta la costa, quindi anche penso alle rive cittadine sulle quali Di Piazza ancora nel 2020 prometteva di rimuovere tutti i parcheggi per restituirli alle persone e vediamo qual è la situazione attuale. Allora, grazie a Riccardo La Terza per essere stato con noi. Ci rivediamo tra poco con l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimaro. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste con noi Fabio Scocimarro, assessore regionale all'energia e all'ambiente. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ciao Marco. Allora, siccome Scocimarro è anche un grande tifoso della pallacanestro Trieste, gli faccio sentire subito le parole del ministro Abodi, il ministro dello sport ieri a Trieste, sul fatto che sostanzialmente la pallacanestro Trieste si è iscritta alla 1, ci sono delle perplessità circa chi ha acquisito la società, la holding, però insomma comunque le notizie al momento rimangono positive. Sentiamolo e poi ne parliamo assieme. Ministro, devio sullo sport, si è consumata la rivoluzione della pallacanestro italiana, ci sono le due Roma, Trieste temporaneamente pare salva, anche se quando ti acquisisci una holding che ha un capitale, un fatturato da 200.000 euro, qualche punto di domanda rimane. Rispetto all'ultimo incontro proprio con lei qui a Trieste, è un po' meglio. Beh, diciamo che quantomeno sulla carta abbiamo salvato una storia che però ha bisogno di una prospettiva, quindi adesso bisognerà vedere l'affidabilità. È chiaro che se la federazione ha fatto questo passo avrà fatto le sue verifiche e quindi io parto sempre con la fiducia che non è incondizionata, mi fido però comunque della federazione, mi fido del presidente Petrucci che è un uomo che conosce bene il movimento, che apprezza la storia di Trieste come qualunque storia che è sottoposta ai rischi anche della possibilità di spostare la franchigia. Ecco, io penso che rispetto alle preoccupazioni di qualche mese fa sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto e non di poco conto. Allora, queste le parole del Ministro che di fatto fu il primo a ufficializzare in voce che Mattiasic stava allestendo il progetto Roma. Scocimaro, che idea si è fatto? Ero col Ministro, fra l'altro non solo questa volta, con Andrea Bodi mi lega un'amicizia quarantennale ai noi, no? Che non siamo giovanissimi. E quindi sapevo tutte queste cose in anteprima. La politica ha fatto pressioni per quello che è legittimo fare nei confronti delle federazioni. Anche il presidente del CONI Bonfiglio, che sono andato a trovare per delle collaborazioni fra la Regione e il CONI, che sono in essere e saranno ancora più forti. Ricordo che la nostra Regione è in assoluto quella che dà più soldi allo sport di tutte le regioni d'Italia. E anche di questo abbiamo parlato. Anche Bonfiglio, il presidente del CONI, condivide con noi il fatto che sia scandaloso il fatto, non ho detto queste parole, le dico io, che un titolo possa essere portato via da una città in un'altra. Bene Trieste, male Brescia, perché anche Brescia, che comunque è una realtà importantissima, con risultati molto significativi, si trova a non avere la squadra come Cremona. Questo è uno scandalo. Secondo me la federazione il CONI deve fare una pressione importante nei confronti della pallacanestro nazionale e anche della pallavolo, sono le uniche due federazioni che possono permettere. Nel palazzetto c'era una bella scritta dei tifosi della Curva Nord, gli amici della Curva Nord, che hanno scritto pallacanestro Trieste, patrimonio della città. Adesso si può dire, Mattiasic fece togliere quella striscione, e disse il patrimonio è mio. Poi i tifosi, ovviamente, quella delicatezza che contraddistingue la Curva Nord, lo rimisero giustamente, e quindi avevano ragione tutti e due, perché è vero che Mattiasic ci ha messo i soldi del proprietario delle quote, era il proprietario delle quote, dei palloni, delle maglie e dei cartellini dei giocatori, dei contratti dei giocatori.
Ma è anche vero che dal punto di vista morale il patrimonio del basket, come anche del calcio e delle altre discipline, è della città. Una cosa che gli americani fanno difficoltà a capire, perché per loro andare alle partite non è quell'entusiasmo, quel campanile che c'è da noi, radicato da tradizioni secolari. Vanno alle partite, mi ricordo, ho visto una partita di NBA e durante gli overtime erano le squadre finate pari, quindi facevano i tempi supplementari, il pubblico tranquillamente si alzava, andava con dei vassoi, infatti sai quella roba, quel materiale che fa le confezioni delle uova, pieno di salsicce, patatine, birre, e andavano tranquilli, tornavano, mangiavano e le squadre stavano lottando punto su punto, cosa che da noi una cosa del genere è impensabile. E invece di avere una tifoseria organizzata c'era uno schermo gigante che diceva battete le mani, alzate le mani, cioè un'altra, quindi capisco che gli americani non riescono ad entrare nel nostro spirito, quindi questo è una cosa da dire. L'altra è che di positivo che la 1 c'è, non eravamo sicuri perché con queste regole di ingaggio potevano tranquillamente perdere il titolo, adesso bisogna camminare con le nostre gambe. Il fatto è che Trieste, una realtà importante, dicevo, la regione può mettere soldi, ma non può sponsorizzare le spese correnti di una società, certo, se non in minima parte, anzi in una parte consistente, che sarebbe la sponsorizzazione, come l'Udinese, cioè io sono Friuli Giulia, così ce l'ha pure il basket Trieste e anche il basket Udine, perché la regione comprende anche, certo, come pure anche in A2 il Cividale per quota parte. Quindi ogni spesa che fa la regione per il basket Trieste devi moltiplicarlo per 2, che c'è anche il capoluogo friulano. E quindi questo è una cosa da dire. Quello che può fare la regione e che sta facendo, investire molto sugli impianti. Per esempio il mio assessorato, che ha l'energia e sviluppo sostenibile oltre all'ambiente, ha messo a disposizione quasi 300.000 euro, dati alla nostra società interna in house, che si chiama FVG Energia, per rifare completamente, e ce n'era bisogno, abbiamo visto che le luci si spegnevano sovraccariche, l'impianto nuovo di illuminazione e l'impianto audio del palazzetto, con tutta quella serie di LED e di effetti luce tipici dei grandi eventi, come nelle finali di NBA, come nei grandi concerti. Quindi il Palazzetto di Trieste, è una notizia già data, ma insomma ve la confermo, certo. Adesso che il campionato è fermo, i lavori inizieranno, quindi il comune di Trieste avrà, e la pallacanestro di Trieste prima che gestiva il palazzetto, il comune proprietario avrà un impianto che non dovrà avere più problemi che durante le partite si spengono le luci con il rischio di vederci penalizzati della partita, perché certo, quando le luci restavano spente non andava avanti, era partita persa, anche se eri avanti di 40 punti. Non era così, ma insomma, anzi eravamo sotto nell'ultima partita. Però qualora fossimo andati avanti nel punteggio avremmo avuto la partita persa a tavolino. Quindi quell'impianto ormai di 25 anni non ce la fa tenere quel carico, ma non è solo l'impianto vecchio, viene tutto rifatto anche in virtù di quelle che sono le esigenze dei grandi eventi, per il basket, per il pallavolo, per i grandi eventi eventuali che possono essere fatti dentro. Quindi, dopodiché, noi abbiamo un tessuto industriale di un certo tipo, grandi imprenditori locali innamorati della città, non ce ne sono perché non ce n'è il numero, li puoi contare sulle punte della dita di una mano, e di questi soltanto un paio, e non voglio far torto a nessuno citandoli, ma immaginate chi, possono avere una squadra in Serie A di pallanuoto per esempio, certo, per non far nomi, e buttare via 1-2 milioni all'anno, perché questo si tratta, tu fai un regalo allo sport, perché ti piace lo sport, ti piace la città, non sono molti che lo possono fare, non è molto contagioso questo, sono pochissimi, c'è un tessuto più piccolo che può essere, può dare un contributo, ma non arrivare al budget per avere una squadra competitiva. Questi sono i numeri che lo dicono. Altre realtà, Treviso, il Veneto, mi raccontano gli amici imprenditori che hanno doppie attività nella nostra regione in Veneto, che per esempio nella pallavolo, una squadra che sponsorizzano di Serie A femminile, ha circa 150-140 sponsor piccoli, e sai, metti 20-30 mila euro l'uno. Certo, riesci a fare il budget. Noi ne possiamo contare qualche decina, ma quelli sono, insomma, noi abbiamo una città di servizi
è un tessuto diverso e quindi questo è. Sarà molto difficile affrontare un campionato di Serie 1 con la realtà attuale, anche se, come abbiamo detto, la Regione non si è tirata indietro di fronte a un progetto serio e sapere chi, come, cosa vuole investire, certamente non buttando i soldi dei contribuenti dalla finestra, è una cosa che si può fare. Come hai detto tu giustamente, questa società che ha preso è ovvio che è un veicolo, che non sono loro che decideranno nulla, anche perché con un giro d'affari di 200.000 euro, cioè il frutta e verdura dove compro abitualmente appunto la frutta ha un giro d'affari superiore, quindi voglio dire... Certo, bisognerà capire poi quali saranno i programmi e quali saranno di positivo, le scelte. Di positivo c'è, che è rimasto Arcieri, che comunque ha una continuità. Certo. Tutto da Cavaliero in poi, comunque un legame con la città pure, quindi questo aiuta. Ho avuto dei rumors di membri del CDA autorevoli, quindi non gente che va lì e va a rimetterci la faccia, anzi, vuol dire se qualcuno di queste persone che ho sentito entrano nel CDA, vuol dire che non è un bidone. Ecco, questo, e quindi questo conforta. Certamente nella riunione fatta da Arcieri alle 2 del pomeriggio dell'altro ieri, parlando con i vari portatori di sponsor, ha detto chiaro e tondo, lui resta se il progetto è competitivo, non per retrocedere, e ha detto che dobbiamo andare avanti con le nostre gambe, e questa è la cosa più difficile, perché Trieste non è mai riuscita in passato ad esprimere, almeno a livello di una buona Serie A, un tessuto locale che riesca, ma non è una critica, è la realtà da sempre, quindi non è che è così, abbiamo un tessuto locale che più che tanto non puoi pretendere che imprenditori che hanno anche delle buone aziende possono tirare fuori milionate all'anno per il basket. Certo. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno Stabile. Ciao Franco. Buongiorno. Allora, scusami che vado avanti e divento pesante, no? Vai. Allora, voglio solo insisto a dire, perché per me sarebbe una carezza importante. Allora, delle 9:10, le 29 gradi, e mi insisto a dire, perché ripeto il costo sarebbe minimo, di creare quelle zone oasi del fresco per i nostri deceti, perché prova a pensare un attimino, mia mamma, tua mamma, la vecchietta, quel che magari ha difficoltà, che va adesso magari se ciapa alle 9 di mattina, a 29 gradi, vabbè, a ciò se lo tocchi del pan. Ma attenzione, avere la bottiglietta di acqua, avere una persona che ti ciaccola, può anche aiutarti, anche nell'atto psicologico. Allora, già che è una situazione particolare, mi vado avanti, divento pesante, perché, ripeto, costo minimo e ti sarebbe più vicino a certe situazioni dove che purtroppo... Franco, come le struttureresti queste oasi del fresco? Allora, esistono tante zone, faccio l'esempio più pratico. San Giacomo, che abbiamo un piazzale in San Giacomo, ti metti un gazebo in ombra con una bottiglietta di acqua, con qualche che ti dice, sentite qua, c'è un poco del fresco, e magari se sono anche le ali, vedo un pochettino di difficoltà, mi misuro anche la pressione, eccolo. Ma non è il fatto dell'acqua della sedia, è che la persona che magari non ha difficoltà, si trova in quel momento, come si può dire, un poco più coccolata in questa situazione che abbiamo. È molto semplice e ripeto, non sarebbe un costo enorme, perché questo potesse essere a San Giacomo, potesse essere a Royan, nelle zone magari quando che magari la mattina, perché dopo la gente va a fare la spesa, va bene? E dopo magari va a casa e cerca di tappare quel poco di fresco che può levare in casa, però non è un fattore psicologico, ma anche un segnale che le strutture che abbiamo a Trieste si vicine anche alle persone più deboli. Questo è il mio pensiero, sarò stupido, ma tante volte nelle monade, nelle monade se vedi tante robe. Ecco, questo è quel che dico a me. Scusami del disturbo, della quarta volta, e ogni volta con delle risposte, esisti Va bene, grazie. No, se ne ha capito, dai, ciao. Grazie Franco, prego. Allora, ma io non mi sottraggo delle risposte, anche se la competenza non è della Regione. Però una cosa del genere non lo può fare il pubblico, secondo me, perché sarebbe molto molto costoso e distoglieresti
risorse, persone, ad aiutare altre persone più fragili. Il Comune di Trieste, se non sbaglio, aiuta 20.000 persone in stato di vario tipo di fragilità, 20.000 mi dicono, non pochi. E quindi andare a distogliere personale per fare questo, secondo me, è quanto mai sconveniente, mia opinione personale. Però se delle associazioni vogliono raccogliere questo progetto, che mi sembra molto carino, ma non solo in questa situazione, anche in altre, di andare nel senso di aiutare le persone che sono un po' più fragili o comunque anziani un po' in difficoltà, specie con il caldo, eccetera, questo può essere fatto e noi abbiamo dei progetti ad hoc che possono essere finanziati senza grandi problemi. Quindi, però questo testimone, questa proposta deve essere raccolta da delle associazioni, secondo me, e non dal pubblico che ha già crisi per andare, abbiamo visto, ad assistere nel sociale. Non c'è mai un limite, ecco, quando vai a lavorare nella sanità o a lavorare nel sociale, qualsiasi cifra tu metti sarà sempre inferiore a quella che serve, perché c'è sempre da fare qualcosa in più, come questa, no? Perché uno può tipo dire sì, ma piuttosto dare bottiglietta d'acqua fai qualcos'altro. Si può lavorare sul benessere in generale, delle oasi più fresche. Io, sai che a me piace sempre volare alto, no? Poi mi dicono che magari sbaglio, poi si va a sbattere, però insomma finora mi è andata abbastanza bene. Vi do una notizia: per avere un fresco maggiore, i prossimi anni auspico che venga aperto il più grande parco cittadino urbano, che si chiama Villa Necker. È più grande del giardino pubblico e stiamo trattando con il comando militare, col comandante, affinché questa struttura chiusa, ormai una foresta, possa essere aperta per la prima volta alla città e quindi diventare un vero e proprio giardino pubblico come quello di Via Giulia, ma è più grande e potrebbe diventare più bello. Quello che si trova oggi qua dietro a Tele4 all'attuale comando, nonché circolo ufficiali. C'erano 2 campi da tennis, ma comunque ormai sono tutti distrutti, e c'è ormai una foresta al posto del giardino. Quindi un'opera di riqualificazione come lavoro di giardiniere, importantissima. So che c'è un muro che sta crollando e penso che questo possa essere interessante non solo per i cittadini della zona, ma per tutta la città. Diventerebbe il parco più grande urbano di Trieste, quindi un'oasi verde, usufruibile, e che va nel senso di quello che ha detto l'amico al telefono. Certo, la bottiglietta poi la puoi dare anche laddove è una cosa diversa. Lui diceva nel tragitto di quello che abbiamo sentito nella telefonata, bisogna fare alcune decine in città. Trieste non è enorme, ma non è neanche piccola, quindi per fare una cosa del genere ce ne vorrebbero, che ne so, una decina per circoscrizione, voglio dire, ne facciamo 70, cioè non è banale, perché poi dove la fai, la metti, come ha detto, in piazza San Giacomo, in piazza Puecker, però in piazza a Roiano ne metti almeno altri 3-4, voglio dire, così via, a Rozzol pure, cioè non è semplice, no? Poi non puoi fare figli e figliocci, metterlo a San Giacomo e non metterlo a Roiano, ecco, quindi è una cosa abbastanza importante e comunque anche onerosa, perché comunque le associazioni che dovessero fare questo, per quanto siano encomiabili per il loro volontariato, comunque è un costo. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora in diretta con l'assessore regionale Scocimarro. C'è una telefonata in attesa appena arrivata, allora la sentiamo, poi andiamo sul resto. Pronto? Buongiorno, sono Giulio. Ciao Giulio. Ciao Marco, volevo dire una cosa, parlavate di Villa Necker. Mi ricordo che quando ero bambino, parte del parco della Villa Necker c'era il villaggio sereno, gestito dalla parrocchia di Battaverdi del Soccorso, che era molto attivo il dondino Fra Giacomo, che dopo è diventato il primo rettore del santuario di Montegrisa, e da quel momento in là hanno chiuso. Ecco, questo mi ricordo, quindi è stato già fatto parte uso pubblico. Ecco. Io me lo posso ricordare perché
ero bambino, ho 87 anni adesso, quella volta ero bambino, ragazzino, e andavo a giocare là, perché c'era un parco bellissimo, e questo volevo solo per far presente queste cose, che fa parte della storia, ecco, diciamo. Ecco, ringrazio. Grazie all'amico che ha ricordato questo aneddoto. Sì, il parco è sempre stato militare. No, prima, nell'epoca, diciamo, negli ultimi decenni, 60-70 anni. E poi mi pare che c'erano delle convenzioni per far entrare anche alcune associazioni, però aperto al pubblico come il Parco dei Tommasini di Via Giulia, a me non risulta che sia mai stato fatto. Ecco, quindi l'obiettivo è quello, non farlo entrare solo associazioni, una volta si andava in colonia, la parrocchia ti portava, ecco, però aperto completamente a chiunque, con debita sorveglianza ovviamente, auspico, non è mai stato fatto, penso. Allora, andiamo a rileggere dal quotidiano Il Piccolo il pezzo sulle province, accordo politico Fratelli d'Italia e Lega, clausola sul disegno di legge province, i meloniani al voto soltanto dopo il trasferimento effettivo delle funzioni, Rizzetto dice gli enti abbiano contenuti, Roberti conferma indiremo le elezioni nel febbraio 2027. Volevo sentire il parere e l'opinione di Fabio Scocimarro che insomma di presidente della provincia lo ha fatto in tempi non sospetti e quindi sa esattamente quali sono, come dire, le possibilità operative di quell'ente e anche quelli che potrebbero essere i correttivi da applicare rispetto a come erano le province e a cosa serve che facciano le province oggi nel 2026. Io non ho cambiato opinione dal 20 anni fa quando ero presidente della provincia, 20 anni fa purtroppo, in cui andavo a dire che specialmente la provincia di Trieste, oltre le altre, devono essere ulteriormente rinforzate rispetto a quanto lo erano, altrimenti rischiava di essere un doppione del comune, per quanto riguarda Trieste. Udine è diverso perché hai da Tarvisio a Lignano, quindi dei servizi che non puoi svolgere soltanto a Udine, ma a Trieste, mi ricordo io di Piazza, all'epoca di Piazza è sempre lì, a dire, e potrebbe essere il prossimo presidente della provincia, quello di Piazza. Di Piazza. e in ogni caso, perché visto che il sindaco non lo può più fare, l'ha fatto soltanto 4 volte, e quindi dissi che si possono riempire di contenuti ulteriormente, diminuendo le funzioni della regione che deve essere un organo di controllo. Non ho cambiato idea rispetto a quella volta e in buona sintesi il mio partito Fratelli d'Italia ha ribadito quello, cioè se tu vuoi avere una bella opera non devi fare soltanto la cornice bella, ma devi fare anche il quadro che sia all'altezza. Ecco, oggi la cornice è fatta ma non c'è ancora il dipinto. E il dipinto deve essere pieno di contenuti e secondo me molto forti i contenuti delle province. Lo dice uno che è in regione, quindi di solito la tendenza è quella, specialmente della parte politica e anche della parte dirigenziale, di tenersi tutte le competenze, essere più forti, essere più muscolosi. Invece no, bisogna portare i servizi più vicino al cittadino possibile. La regione deve fare l'ente di programmazione, controllo, anche di gestione per certi versi, di area molto più vasta, ma le province sono importanti soltanto se riempite di contenuti. Viceversa si rischia di esporsi il fianco a critiche che appunto poi sono difficili da gestire, dire faremo dopo. No, facciamo immediatamente una provincia forte e specialmente Trieste, ripeto, nel passato io qualche volta ero in imbarazzo perché avevamo dei doppioni con il comune, quindi chiedevo maggiori autonomie, maggiori competenze delle province di allora e non ho cambiato idea. Allora una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Giovanni. Ciao Giovanni. Solo dare una piccola spiegazione della Villa Necker. Non so se senti il signor perché parla. No, non sto sentendo. La scusi, la sa. Sì. Siccome vedevo il signor Scocimaro che parla, volevo dire che lei parlo della Lecce a Trieste, era una piccola casa e si chiamava Casa Anonima e era anche la via anonima. Dopo Strollendorf gli ha venduto a Casis, non a proprio lui, perché lui non poteva
per la questione dell'Egitto, no, al suo della borsa, e ha comprato. E allora da questa casa anonima gli ha fatto la Villa Necker, pian pianin, perché la Villa Necker è stata fatta nel 1780, robe del genere, perché era l'architetto Champion qua a Trieste, e non si sa nessuna il suo scritto, però Dio come che si sta fatto, i tecnici dicono che si sta lui a fare la Villa Necker. Ecco, dopo cosa si sta? Dopo si sta che la comprare il fratello di Bonaparte. Dopo 7 anni del fratello di Bonaparte l'ha venduta a Necker, per cui si chiama Villa Necker. E dopo i Necker che l'ha venduta agli austriaci, ammiragliato, dopo cosa venuto l'Italia è stato tutto capovolto. Ma quel che ha detto il signor Giulio è giusto, perché era il villaggio sereno in alto, e posso dire una roba di più anche. Il villaggio sereno gli ha domandato un poco di spazio agli alleati, e lei ha dimostrato tanta democrazia. Allora gli alleati gli ha recintato loro metà parco a sue spese, però gli ha dato di pagare 1 lira all'anno ai signori che ha ricevuto, cioè che era Don Dino là, ne ricordo, perché dall'altra parte era Don Marzari. Più o meno questa è la storia di Villa Necker, che sappiamo. Grazie Gianni. Prego? No, grazie per la lezione di storia. Questo si sa. C'è tanta roba da sì, dire. Così. Bello. Grazie. Questo è bello, questo lo sapevo perché essendo interessato. Poi aggiungo anche che dopo l'ammiragliato austriaco vennero appunto il comando italiano, ma poi venne anche il comando militare tedesco, e poi anche quello anglo-americano, e oggi quello dell'esercito italiano. Quindi diciamo una continuità militare dell'impero asburgico, con tutte le bandiere che ai noi cambiarono sul pennone del municipio di Trieste, e di conseguenza tutti gli edifici pubblici. E lì appunto c'è questa continuità. E ripeto, essendo, se ho capito bene, veniva gestito da una parrocchia, comunque non era mai stato usufruito da tutta la cittadinanza. Quindi l'obiettivo è di aprirlo a tutti, sempre che vada a buon fine questo progetto che abbiamo con le forze armate. Io sono ottimista. Allora, chiedo alla regia se abbiamo ancora uno stacco pubblicitario prima di quello delle 10, se non sbaglio sì, datemi conferma. E allora andiamo in pubblicità e poi torniamo tra pochissimo ancora con l'assessore Scocimaro. Bentrovati ancora in diretta su Tele4, parleremo della questione dello sblocco dei fondi di Servola, parleremo anche di energia nucleare, ma vedo che c'è una telefonata, quindi sentiamo in primis il prossimo telespettatore. Buongiorno. Buongiorno, sono di nuovo Franco e chiedo scusa, ma voglio parlare col dottore Scocimaro. 3 mesi fa io ho letto sul giornale che lui ha proposto un qualcosa, che dobbiamo fare di nuovo una tessera per la benzina agevolata. Ma chi ha già la tessera, perché deve fare di nuovo una piccola tessera o una grande tessera? Di mettere dentro che cosa? I dati non lo so, il perché dobbiamo fare di nuovo una tessera. E perché non si può fare queste cose che potrebbero farle, ad esempio la scuola guida, per non andare a Udine, diciamo, sull'ufficio che sul giornale ha detto è un ufficio solo a Udine. Possibile che con tutti questi che hanno la tessera devono andare in un ufficio solo? Datela alle scuole guida, no? La possibilità di cambiare.
volendo cambiare. Ma perché cambiare? Cosa dovete mettere sulla tessera? Dopo le spieghiamo. Chiaro. Prego Sucimaro, non mi è chiara la vicenda, devo dire la verità. Allora, le vecchie tessere, secondo l'INSIEL, non andavano più bene perché le macchinette che leggono non le producono più. Semplice. Allora, in quest'ottica si è pensato di farlo gratuitamente. Prima si pagava la tessera, adesso non si paga più. Di farla gratuitamente e diventava, adeguandoci al terzo millennio, con il QR code che hai sul telefonini. Sì. Ma chi non è tecnologico o non vuole il telefonino o non lo sa fare, molto semplicemente viene stampato su un pezzo di carta gratuitamente e lo puoi mostrare come succedeva ai tempi bui del Covid, che tu giravi col Green Pass e avevi il QR code che appoggiavi. Molto semplice, anche le persone anziane, meno avvezze, che non hanno i telefonini dell'ultima generazione, possono usufruire questo. È un servizio gratuito. Prima si pagava. Poi chi non vuole andare a Udine piuttosto che, perché certamente a Trieste è più facile, ma Udine, se uno abita a Lignano, andare fino a Udine è un po' complicato, abbiamo istituito un numero verde e abbiamo la possibilità di mandare gratuitamente la raccomandata a casa delle persone. Io più di così non posso fare, perché ho mandato una lettera a tutti quelli che hanno la tessera plastica dicendo che fino a fine anno sarà valida, dopodiché, visto che si cominciano a guastare i lettori, si cominciava a creare un problema a favore dei distributori, correvi il rischio di andare al distributore, dare la tessera e non funzionava. Ecco, questo è il problema. Non è, forse per me sono andato avanti tutta la vita con le tessere, così avevo un problema in meno. Invece abbiamo un problema in più perché abbiamo dovuto istituire in tutte le sedi della Regione un ufficio di relazioni con il pubblico. A Trieste l'abbiamo in Piazza Unità, informazioni le diamo nell'ufficio relativo al piano terra di via Carducci, a Trieste, a Udine, a Tolmezzo, quindi c'è una per ogni provincia più Tolmezzo, ma soprattutto si può telefonare o scrivere e farsela mandare a casa. Perché non si danno le autoscuole, che una volta si faceva, fra l'altro a pagamento, giusto per essere chiari, col massimo rispetto e col lavoro ottimo che facevano le autoscuole? Perché purtroppo c'è una legge che della privacy, che tu quando entri nel sistema vedi vita, morte e miracoli della persona. L'autoscuola non lo può fare perché non ha l'autorizzazione a fare una cosa del genere e non avrà mai ad entrare nel sistema pubblico e vedere tutti i tuoi dati. E quindi per questo motivo non si può fare. In passato le autoscuole ti riempivano un modulo e poi le portavano in Camera di Commercio che faceva la pratica e quindi era molto diverso, ma soprattutto era a pagamento. Nulla osta che comunque questo servizio con delega lo possono fare comunque chiunque, autoscuole o non, per poter fare questa pratica. Purtroppo le leggi sono queste e non possono entrare nelle banche dati dell'ente pubblico le società private. Tutto qua. Allora, è notizia di ieri sera dello sblocco dei fondi per la stazione di Servola, si parte con il bando, a Trieste ok ministeriale dopo un anno di incertezza e 200 milioni di finanziamenti, gara d'appalto integrato che appunto potrà finalmente partire e permetterà appunto la realizzazione di questo impianto fondamentale per aumentare a 25.000 treni l'anno, ovvero il raddoppio della capacità ferroviaria del porto, quell'area che è piattaforma logistica, che sono le banchine della Ferriera, che sarà anche del Molo Ottavo, così come creare la rampa d'accesso alla superstrada aggiuntiva che eviterà situazioni attuali, addirittura peggiorative, relative al traffico pesante sulle arterie cittadine. Assessore Scocimarro, che ovviamente è stato protagonista del processo di riconversione dell'area dopo con la chiusura della Ferriera, qui il quotidiano Il Piccolo ripercorre quelle che sono state le varie tappe nel tempo che hanno portato a trasformare quell'area della città. Sì, eravamo, sembra un'area geologica fa, invece eravamo nell'estate del 19 in questo studio dove annunciamo per la prima volta che la Ferriera di Servola non sarebbe stato più oggetto di propaganda politica alle elezioni successive del 21 e così è stato, perché già nel 20 è incominciata la dismissione, quindi tempi record che l'attuale ministro Urso all'industria, alla Made in Italy,
si fa vanto per aver fatto una riconversione in tempi record di quella che era un'area impattante, di una fabbrica del 1897, ormai incompatibile col tessuto cittadino, anche se comunque era una fabbrica in produzione con tanti operai, grande preoccupazione per gli operai e le famiglie. Noi, ricordo anche incontri ruvidi con i sindacati, ma noi ci impegnammo tutti, i miei colleghi dell'industria, della Bini, la mia collega Rosalén del lavoro, affinché non ci fosse nessun esubero e che quindi nessuna famiglia potesse patire appunto l'incubo della disoccupazione. Così è stato fatto, nessuno è rimasto a casa e oggi possiamo dire con vanto che quella una superficie enorme, ridata all'industria, ridata al porto, ridata alla logistica e quindi anche economia per la città. Quindi, e soprattutto un altro piccolo particolare che qualcuno si dimentica, le case di Servola che praticamente erano invendibili, neanche a 500 euro al metro quadro mi ricordo, oggi hanno un valore di mercato adeguato, appunto, e nettamente superiore, insomma, di molte volte, per fortuna. È cambiata la vivibilità dell'intera zona, insomma. Ovviamente, no? sì, questo è stato un successo non da poco. Poi ovviamente sei davanti a un porto, non è che siamo in una malga di montagna, però voglio dire, rispetto al passato, un netto salto di qualità. Certo. In settimana si è discusso della questione energetica relativamente ai futuri progetti sulla centrale di Krško che serve sia la Slovenia che la Croazia, di una possibile partecipazione anche della regione Friuli Venezia Giulia. Qual è la sua posizione su questo tema che è stato dibattuto più volte? Dopodiché va sempre precisato, si possono fare tutti i dibattiti del caso, dopodiché bisogna che eventualmente i due stati decidano di accettare una partecipazione dell'Italia, cosa che non è scontata al 100%. Certo, intanto facciamo una premessa sugli discorsi accademici, perché tutto questo sarà oggetto, visto il nostro mandato finisce nel 28, se non finisce prima, della prossima giunta, perché parliamo di progetti che nella migliore delle ipotesi per i mini reattori si fanno in 6-7 anni, per il raddoppio di Krško in 10 e le nuove centrali del futuro, pulite, a fusione, quelle centrali nucleari che utilizzano l'energia naturale come il sole, 40 anni, 30, ecco, diciamo, queste sono le stime, decenni comunque, quindi sono tutti discorsi accademici che però è giusto portare avanti oggi, perché chi fa politica non deve guardare soltanto le prossime elezioni, ma il futuro delle prossime generazioni. Io lo dico sempre, lo dico convintamente, tutti gli atti che facciamo sono traguardati ai prossimi decenni. Tutte le politiche regionali dell'ambiente sono traguardate al 2050, anticipandole al 2045, anche se sappiamo benissimo che noi finiremo nel 28, se non prima. E quindi queste sono le politiche che devi fare. Premesso questo, e ti ringrazio della domanda perché posso anche correggere un titolo degli amici del Piccolo che hanno scritto che Scocimarro no al nucleare. Non è vero. Io dissi nell'intervento del forum che organizzò il gruppo editoriale del Piccolo, dissi che nell'87 tutti noi destra, votammo convintamente contro il nucleare sull'onda emotiva del disastro di Chernobyl dell'anno prima. Certo. Il mondo è cambiato, noi siamo stati cornuti, amazziati, come dicono a Roma, perché noi non abbiamo fatto le centrali, ma tutto l'arco alpino, dalla Spagna alla Francia, alla Svizzera, non l'Austria e la Slovenia, hanno tutte le centrali nucleari, che noi compriamo, però ce le abbiamo a 100 km, quindi se c'è un disastro ce lo prendiamo. L'amico Michelangelo Agrusti, ripeto amico, ha fatto lì simpaticissimo, oltre che, insomma, che autorevole presidente di Confindustria, ha detto non metto in dubbio rispetto alle mie perplessità su Krško le doti geologiche di Scocimarro, no? Ed è stata una bella battuta. E io risposi in quella occasione che non ho nessuna laurea in geologia, ma ce l'ho in storia, e ricordo che all'inizio del secolo, del Novecento, ci fu un terremoto come quello del Friuli a Krško. E quindi mettere una centrale lì poteva essere a rischio. Lo dicono gli scienziati, lo dicono le statistiche. Poi c'è un'altra scuola di pensiero, sempre scientifica, che dicono che le ultime centrali nucleari, anche in caso di grandissimi terremoti, non succede nulla. Allora io ripeto, ho tanti difetti ma un pregio, mi affido a chi sa. Come sul tagliamento, come sui fiumi, mi sono affidato al numero uno al mondo dell'idrografia, il professor Andrea Rinaldo, Nobel dell'acqua,
il nostro consulente in regione viene in piazza Oberdan a spiegarci come e dove dobbiamo fare mettere a posto i fiumi, tenere a posto i fiumi, e le gare che andiamo a programmare vanno in base alle loro indicazioni degli scienziati. Così vale anche per il nucleare. Se le indicazioni sono in questo senso, perché no? Quindi io ho espresso delle perplessità sulla fragilità della sismica di Chersko, che però se vengono appunto smentite, ben venga, insomma, io non ho assolutamente... quello che invece, vedo anche l'intervista dell'amico Tondo, sulla partecipazione della regione nel capitale della futura doppia centrale di Chersko, ammesso che si faccia, ma penso di sì, tanto bisogna vedere se i soci attuali, Croazia e Slovenia, vogliono anche la regione Venezia Giulia, primo. Certo. Seconda cosa che ho detto in quel forum è: quanto costa entrare in quelle società che sono capitali di miliardi? Mettiamo 1 miliardo per stare bassi? Presumo, non lo so, qualcuno mi spieghi la partecipazione. Noi mettiamo 1 miliardo di soldi pubblici oggi per entrare nel capitale di un qualcosa che sarà pronto fra 7 anni, dicono, che poi magari diventano 10. Magari qualcuno può obiettare che quei soldi, 1 miliardo, possiamo spenderlo un po' meglio per la nostra regione. Chiedo. E poi un'altra domanda che faccio: se è talmente remunerativo, perché grossi gruppi industriali italiani non fanno il loro investimento? Domanda che ho fatto. Domande a cui non ho una risposta. Vorrei capire, appunto, facendo appunto una seria riflessione, cosa può convenire o meno. Premesso che una volta che tu entri dentro fra 7-8 anni nelle centrali nucleari, non è che automaticamente le bollette dei triestini costano meno. C'è tutto un complesso, certo. Entra in un circuito molto complicato, e comunque certo la cosa potrebbe essere positiva. Il dubbio che ho, se spendere soldi pubblici magari conviene, però facciamo una riflessione per questo. Quindi io non ero mai contrario a questa ipotesi, sempre che sia tenuta in piedi da basi scientifiche per il rischio sismico e da basi finanziarie, se un ente pubblico come la Regione, che è pur ricca, ma 1 miliardo è importante anche per la nostra Regione, e diciamo 1 miliardo perché queste sono le cifre che mi dicono minime da poter entrare nel capitale sociale di una società che ha tutti quei miliardi. Cosa diversa, come dicevo prima, è il piccolo micronucleare, che ha un basso impatto. Sono centrali da 200 mega e diciamo che riuscirebbero quasi a soddisfare la domanda di tutta Trieste come energia, che è oltre 100 mega, poco oltre, e di tutto il porto. Quindi una mini centrale nucleare potrebbe garantire l'autonomia dell'energia a tutta la città di Trieste e a quasi tutto il porto, che avrà le banchine elettrificate dal mese di giugno in poi. E quindi le navi si potranno collegare, qualora lo vogliono, agli impianti elettrici del porto e spegnere i motori. Quindi tutto questo è possibile con una unica piccola centrale nucleare a basso impatto. Poi bisogna vedere se i triestini lo vogliono, anche se il rischio ormai è quasi nullo, anzi è nullo, però sono il futuro, queste mini centrali, e questi tempi di realizzazione sono molto, parliamo di anni e non di decenni. Certo. E ultimo, ma non da ultimo, il futuro che forse mio figlio, che ha 20 anni, quando andrà in pensione, vedrà, sarà l'energia pulita delle prossime centrali nucleari. Abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e buongiorno al suo ospite. Prego. Ok, mi fa piacere che parla del figlio a 20 anni. Io so che suo figlio mangerà le bistecche fatte in Olanda con la stampante a 3D, per esempio, perché stanno portando via tutti i terreni agricoli. Probabilmente in Friuli saranno già arrivati a 1 milione di ettari, terreni che producevano il mangiare. Quando io penso che, considerando la linea autostradale, i perimetri esterni potevano essere tutti presi in considerazione per quanto riguarda il posizionamento dei pannelli solari, non sta leggendo per le non informazioni, consumare dice il suolo, perché se dovevano consumare qualcosa avevano anche i tetti dei capannoni, tonnellate di tetti dei capannoni, tonnellate di case, anziché portare via 1 milione di ettari di terreno coltivabile. 1 milione di ettari non è che suo figlio ma non è 1 milione di ettari, non può dire una balla così stratosferica. Che cosa?
Buona giornata. Bene, rispondiamo. Allora, guardi che è una balla incredibile, cioè 1 milione di ettari. Stiamo parlando dei terreni relativi allora, all'ampliamento il signore della ha detto che della stiamo 4? andando via 1 milione di ettari, con le cifre che non ne stanno in cielo né in terra. Ma parliamo dell'ampliamento della 4? No, lui dice, se ho capito bene, che stiamo autorizzando, cosa non vera, di mettere pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli. Okay. Non è vero le cifre che ha detto lui. Allora, qua dobbiamo metterci d'accordo. Tutti vogliono energia pulita da fotovoltaico, però il fotovoltaico devi mettere a casa degli altri, non a casa tua perché è brutto da vedere. Parliamo chiaro, queste sono le cose. Allora, la nostra regione è bellissima, lo diceva Ippolito Nievo del suo castello di Colloredo, la mamma era friulana, diceva siamo un piccolo compendio universo, è vero, e bisogna lasciarlo più bello di prima ai nostri figli e nipoti. Però mettendo e lastricando il terreno agricolo di impianti fotovoltaici bello non è. E quindi primi in Italia, l'assessorato all'ambiente ed energia ha fatto una legge che deve sposarsi con la legge italiana che si sposa con quella europea, quindi non è che siamo un feudo a parte, facciamo quello che vogliamo, però abbiamo normato che soltanto il 3% delle superfici di un comune possono essere adibite a fotovoltaico e se il terreno è agricolo, anche no, a meno che non metti l'agrivoltaico alto, quello che si gira anche l'ultima generazione in base, e che non vai a inficiare le coltivazioni di eccellenza del nostro territorio. Quindi inoltre questo 3% vale, adesso non vi so spiegare i tecnicismi, in maniera che tu non possa mettere fra confini di comuni 3% qui, 3% qui, 3% qui e diventa 9% o 12% se i 4 comuni confinanti, no? E quindi c'è questo grande lastricato solare. Tutto con armonia il più possibile, sapendo che il fotovoltaico bello non è da vedere, e però è necessario, perché altrimenti non è che ci riempiamo la bocca di energia pulita e poi non vogliamo mettere questo. La nostra regione ha a disposizione impianti che verranno fatti dalle comunità energetiche anche regionali, dalla comunità più grande che sarà quella della regione, utilizzando soprattutto aree dismesse industriali, ma soprattutto aree militari, visto che durante la guerra fredda, fino a fine degli anni 80 e 90, inizio anni 90, 1/3 delle forze armate italiane era dislocato in Friuli Venezia Giulia. E quindi utilizziamo quelle aree dismesse che hanno sul groppone soprattutto i comuni, per andare a mettere, le bonifichiamo. Non lo può fare un privato perché costa troppo, allora avrà l'utilizzo anche dei fondi pubblici grazie alla nostra società pubblica FVG Energia e produrremo energia pulita in questo senso. Questa è la maniera di poter operare. Non è vero comunque che i numeri che ha dato il Signore siano reali, perché siamo proprio a cifre totalmente diverse e comunque, ripeto, la politica energetica, se la vogliamo fare pulita, il fotovoltaico fa parte di questo tipo di energia, ma noi stiamo molto attenti nelle autorizzazioni affinché non si vada a rovinare il nostro territorio. Ecco, questo è quello che sono le nostre politiche e, ripeto, siamo i primi in Italia che hanno normato e le altre regioni ci sono venute dietro. Allora, volevo cambiare decisamente argomento, andare a vedere il servizio sulla Bau Beach di Barcola per aprire l'argomento Barcola con l'assessore Scocimaro per capire se ci sono novità circa il progetto Core di cui abbiamo parlato tante volte, anche perché devo dire che proprio la stessa Bau Beach ricorda proprio quell'idea di progetto con le spiaggette, la copertura della parte a mare con i moli di scogliera, eccetera, eccetera. Rivediamocelo e poi ne parliamo. Tuffi a 4 zampe a Barcola in libertà e sicurezza. Completata la Bau Beach, l'arenile dedicato ai cani e ai loro padroni, pensato per primo da Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia nel 2019 e poi portato a termine dopo il periodo del Covid. Beh, una grande soddisfazione, l'ho pensata, disegnata artigianalmente, poi sono stati giustamente architetti ed ingegneri a portare avanti. Ho messo i soldi del demanio inizialmente, questo progetto parte nel 2020 in pieno Covid, oggi
quindi lo inauguriamo. Credo che sia una risposta di civiltà che Trieste, come tutte le città costiere e turistiche, devono dare ai proprietari di cani. Noi ne abbiamo più di 20.000 a Trieste, ma sono tanti i turisti che arrivano con l'amico a quattro zampe. La spiaggetta attigua all'ex bagno Cedas è stata aperta sperimentalmente l'anno scorso dopo il rifacimento del muraglione retrostante danneggiato dalle mareggiate. Poi, con un intervento di completamento per complessivi 336.000 euro di spesa, è stata conclusa nelle sue dotazioni, dalla realizzazione di una rampa gradonata e cancelletto di sicurezza alla sommità, sino alla posa dei ciottoli in ghiaia di fiume. A protezione del manufatto, i 2 moli a scogliera utili a ripararla dai frangiflutti. Ha avuto 2 step, un'apertura provvisoria lo scorso anno per permettere durante i lavori di realizzazione di quest'area che proprio non esisteva. Qui avevamo proprio la scogliera e direttamente il mare, di accedere al mare, e ora l'area definitiva. È stata montata ovviamente la recinzione in acciaio, verrà montata alla fine di questa conferenza stampa il cancelletto di chiusura per quanto riguarda l'accesso e l'uscita alla scalinata che poi ti porta alla spiaggetta, in modo tale di avere la sicurezza dei nostri amici quattro zampe, che quindi non scappino sul lungomare. Abbiamo un doccino per lavarli a fine bagno e un accesso in una spiaggetta che abbiamo realizzato in sicurezza, con anche una barriera frangiflutti realizzata apposta, invitando quindi che eventuali maree alte possano distruggere tutto. Inevitabile la chiusa finale del sindaco, anch'egli possessore di un cane da caccia. Si fanno le cose, si cercano di fare con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però guardate, è uno spettacolo. Bene, allora questa era la scusa per parlare poi del progetto futuro, perché insomma proprio quella spiaggetta con tutta la, diciamo, copertura di scogliere eccetera ricorda proprio quello di cui abbiamo parlato tante volte, il progetto Core su Barcole. Sì, il progetto Core vuol dire comune e regione, fatto in sintonia col comune ovviamente, vuole proteggere, lo sapete, l'abbiamo dimostrato più volte, dalle tempeste tutta la costiera di Barcole. E quindi abbiamo pensato... Perché ricordiamo il muraglione dietro alla Baubice è una di quelle parti proprio che furono danneggiate. E quindi rifacendo tutta la costiera, tutta la parte della protezione, l'idea che ho avuto, e poi condivisa immediatamente dal Comune, è quella di rifare anche la parte usufruibile dei bagnanti e quindi triplicare di fatto la superficie usufruibile con delle spiaggette ad hoc e con delle protezioni altrettanto fatte a baffo, come le vuoi chiamare, e con anche una o due arene per fare il pallanuoto, con mini tribune e con la canoa polo che per l'allenamento delle attuali società che sono là vicino al Circolo Marina Mercantile, per essere chiari. E quindi voglio dire, tutto questo usufruibile ovviamente anche dai bagnanti, certo. Tutto pubblico questo. E, allora, cosa manca? Allora, il progetto la fattibilità è finita. Si potrà procedere a lotti, quindi così ipotizzo che finita la Barcolana potrà iniziare, non questa, presumo quella dell'anno dopo, potrà iniziare cantiere che finirà a Pasqua in maniera che si possa usufruire nelle belle stagioni primavera-estate della riviera nella sua interezza. Detto questo, noi abbiamo messo a bilancio 2,5 milioni per il primo progetto esecutivo. Manca una cosa fondamentale, cioè che il Consiglio Comunale deliberi la variante del piano urbanistico e questo è lo start, il colpo di cannone o il colpo di pistola quando si fa una maratona, e maratona sarà perché ci vorrà qualche anno a pezzi per farla, se non si vuole chiudere Barcola tutta, cosa che è impossibile, che nessuno vuole, si farà a pezzetti, sono previsti 12 lotti funzionali. Diciamo che 2-3 d'inverno, sono ottimista, si potranno fare, quindi in qualche anno sarà completamente rifatta la costiera di Barcola, però aspettiamo che il Comune, e il mio auspicio è che tutto il Consiglio Comunale, destra e sinistra insieme, possano votare all'unanimità un progetto che farà la nostra città più bella, Barcola più bella, la costiera più sicura, perché l'ambiente e il clima non sono né di destra né di sinistra. C'è una telefonata, vediamo se c'è il telespettatore, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio. Ciao Giorgio. Signor Scosimaro, che lo conosco da quando di Piazza sei diventato sindaco del Muggia la prima volta. Dall'altro secolo. Che praticamente li conosco tutti, perché a Muggia, quando di Piazza si era votato per sindaco,
e che ha avuto tutta la cernita che avete, insomma, che praticamente li ho conosciuti perché quella volta Musa non gli era come che adesso che se fa le robe che il comune decide fa, ormai il popolo non c'entra niente, il popolo non comanda più. Uno va, uno decide, uno fa. Adesso il signor Cusimaro parla delle robe che sei in programma di fare per la nostra città e tutte queste robe. Sento anche parlare di cifre che noi personalmente comuni mortali in tutta la vita non avremo, come dico sempre, dove che sei cifroni se senti parlare la politica, dove che ho detto anche l'altra volta, dove che si minudaia non si interessa, no? Ma torniamo al popolo, parliamo di Barcola, parliamo di tutto il mare. Mi sono una roba, non c'è più un posto dove uno può sapersi andare a fare il bagno per i fatti suoi, dove che può essere un pochettino, diciamo, solo, come dire, non avere i casini intorno, perché ormai da Barcola fino ai confini di Lazzaretto non c'è più un posto libero. Andiamo via? No? Per dire, non solo, uno va al bagno, come per Lazzaretto adesso e come anche sarà penso per Barcola fra un poco, uno va al bagno si obbliga a pagarsi il parcheggio dell'auto e il parcheggio del motorino, praticamente uno va al bagno devi pagare. Ormai siamo in una società che uno che deve fare qualcosa deve pagare. Parliamo delle luci, parliamo della corrente che dice adesso, è il mondo che ha bisogno di energia. Mi personalmente, per vivere ho bisogno di mangiare, di bere, dormire e da fare i bisogni. Questo è che serve uno per vivere. Dopo mettiamo l'energia, uno che calda, spariamo se dentro aria fredda con i climatori, con le monade e come dito. Non stiamo a pensare agli altri, penso a casa mia, mi stavo fresco e sparo fuori l'aria calda. Quel che sta fuori, se mangia l'aria calda mia, che mica sparo fuori, neanche per cui di quel che sta fuori. L'importante è che mi stanno bene che sono dentro, no? E va avanti così, e il mondo si va avanti così, nucleari, questo, quel. Mi so che di muletto, quando mi sono nato a Campo Patriciano, ogni anno, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, era mezzi metri di neve. Adesso pagare la neve, pagarla che ne arrivi per le alte. Ecco, e tutto questo è tutto perché volevo l'energia, perché volevo questo, perché volevo quello, perché il 2000 è da tutto, perché senza climatizatore non si vivi, senza le navi da crociera non si vivi, senza i sub, solemo i sub a Trieste, non abbiamo anche le strade per camminare a piedi, avevo i sub, perché è chiaro i sub è benessere, no? Capiamo se. Un ritorno alla vita bucolica. Vabbè. Ecco, diciamo in tutto un mondo che sta funzionando in una maniera talmente diciamo per i grandi che va così bene che purtroppo per i cisti, ma non cisti perché non siamo un animo mai visto, diciamo per la gente che volesse vivere in pace non riva a vivere perché gli altri, quelli che spara l'aria calda fuori della casa. No, vabbè, adesso ti rispondo, se no non abbiamo più tempo. Grazie, intanto grazie perché ci ha fatto sorridere, quella è la cosa fantastico più importante. questa testimonianza che ci vuole riportare alla vita bucolica, interessantissima, troppo forte, però alcune inesattezze, permettimi, le hai dette, perché non è vero che bisogna pagare per tutto, perché la maggior parte dei posti sono gratuiti a Trieste, al mare in pochissimi posti paghi. E poi farò una riflessione sul clima, però un'altra cosa, una riflessione vorrei fare, visto che non vado anche oltre il vivo di Miramare ogni tanto e quindi vivo un po' le realtà diverse da Trieste, le vedo, la qualità della vita che c'è a Trieste, lui parlava dei cisti, no? Diciamo nel dialetto triestino, che poi è un vocabolo preso dai dialetti slavi, cisto, non è istro-veneto, quello è il nostro dialetto, anche i cisti cosiddetti, no? Possono avere una buona qualità di vita a Trieste, perché con una pensione anche normalissima, un pensionato riesce a prendersi una barchetta di 2-3 mila euro, ormeggiarla in una società, magari non delle più prestigiose, ma con una normalissima società
nautica, pagare una cifra modestissima all'anno, iscriversi a questa società pagando 15-20 euro al mese, no? Andarsi a farsi la sua pescatina, il suo pescetto, prendere sole, con delle cifre modestissime, con una qualità della vita elevatissima, che il classico pensionato di un statale di qualsiasi, con una pensione normalissima, riesce ad avere una qualità della vita eccellente, cosa che invece in altre città non è possibile. E quindi diciamo che abbiamo questa fortuna di queste realtà associative e di questo territorio che ci può offrire queste possibilità, avendo anche pensioni normali e ti può fare una qualità della vita che è incredibilmente adeguata a quello che insomma è un'aspettanza di una persona. Detto questo, il clima non è che l'amico che quando era piccolo vedeva la neve alta, oggi è cambiata per colpa dell'energia o perché lui sta sparando fuori l'aria condizionata. È vero che il clima ha avuto un'accelerata come poche volte nella storia dell'umanità, però è anche vero che nella recente storia dalla nascita di Cristo in poi il clima ha condizionato l'attività umana, ha dato un impulso all'impero romano, c'è stato un periodo medievale e poi quando è diminuito la temperatura ci sono state delle crisi anche agricole che hanno portato a fare anche parte di causa della caduta dell'impero romano con invasioni dei popoli che venivano a cercare terreni migliori, quindi l'impero romano ha avuto il vantaggio e lo svantaggio del climatico. Nel Medioevo si sa che in Inghilterra si coltivava la vite e poi non più. Sappiamo che nell'Ottocento ci sono state delle crisi climatiche dovute alle eruzioni di un vulcano, quindi il clima è sempre cambiato nella storia umana. Quello che noi oggi stiamo facendo è vero che nella variazione naturale del clima, dal Settecento in poi, dall'Ottocento in poi, con l'industrializzazione spinta dell'uomo, ha accelerato questo cambiamento climatico che comunque ci sarebbe stato. Quindi l'uomo è complice di questo cambiamento climatico, ma non è la sola causa del fatto che da bambino c'era la neve alta e oggi non c'è. Comunque non ci sarebbe stata. Forse invece che in una vita nostra sarebbe stata in due vite, perché l'impennata dagli anni 50 in poi del dopoguerra è veramente importante. Questo lo dicono gli scienziati, non lo dico io. Però storicamente è sempre stato così. Quindi da questo punto di vista non darei più colpa all'essere umano di quello che bisogna dare. Allora io chiuderei, chiedo alla regia se è possibile mandare in onda, visto che parliamo di caldo, le previsioni dell'Osmer proprio in chiusura e poi la sigla, così ci spiegano del picco del caldo che arriverà proprio in questi giorni. Grazie all'assessore Scocimarro, vi lascio alle previsioni e dunque alla sigla di Sveglia Trieste. Nei prossimi giorni, come nel fine settimana, la situazione peggiorerà ancora, nel senso che le temperature, sì, il tempo sarà stabile, quindi il cielo prevalenza sereno, però il caldo aumenterà. E raggiungeremo tra domenica e lunedì il picco di questa ondata di caldo, con temperature che in pianura raggiungeranno i 38-39 gradi, quindi vicino ai massimi record storici, insomma, anche assoluti, delle nostre serie storiche. Sulla costa andrà un po' meglio perché comunque soffierà un po' di brezza, ma comunque non si scherzerà, saremo sempre sui 35 gradi, 34-35 gradi lungo la costa. Lungo la costa sarà peggio di notte, dove il disagio da caldo si sentirà di più, sarà afoso di notte. Già stanotte a Trieste la temperatura non è scesa sotto i 27 gradi e per tutti i prossimi giorni non è previsto che insomma le temperature scenderanno mai sotto questa soglia qui. È già prevedibile un cambiamento di questa situazione a livello per esempio di precipitazioni? Fino a martedì l'ondata di caldo è destinata a continuare anche su livelli molto forti, quindi anche martedì avremo temperature eccezionali. Mercoledì c'è ancora un po' di incertezza su come questa ondata di caldo finirà, più modelli ci danno indicazioni che si andrà verso un calo delle temperature. Alcuni vedono tra mercoledì e giovedì magari in modo più brusco, con una passata di temporali che potrebbe portare a un calo un po' più brusco delle temperature, alcuni in modo più graduale,
non è dato, sì, non è ancora ben definita la situazione, comunque si vede che la seconda parte della prossima settimana non sarà di sicuro fresca, sempre temperature che resteranno sopra la norma, quindi il caldo non è che ci abbandonerà.